sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fools that I could have known, silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you, take my arms that I might reach out to you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed in the wells of silence. And people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sound of silence. Buongiorno, buongiorno, come cominciamo questa settimana incredibile? Ne abbiamo sentito veramente di tutti i colori, non solo questa settimana, e sempre, soprattutto queste persone che non vogliono capire che forse è il modo, un modo di dire basta è anche saper riflettere e poi parlare nella maniera giusta, dire, far sentire la propria voce. Siamo noi dobbiamo far sentire assolutamente la nostra voce, non è più possibile tollerare di stare zitti, di subire. Veramente è una cosa incredibile quello che sta capitando, specialmente ai nostri giovani, questi giovani meravigliosi che dicono che sono pigri, che non hanno voglia di far niente. Adesso ci mancavano queste baby gang, sembra che ci siano baby gang dappertutto, sono pochissimi, ve lo posso assicurare. È che il messaggio che deve essere negativo è devastante, ma deve essere dato quello, non quello positivo. Perciò questa mattina ne parleremo con persone di cultura, con persone di educazione, di rispetto, della bellezza dell'arte, della storia, della scuola. Ho in presenza il professor Salvatore Auci, membro direttivo nazionale SNALS, Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola. Grazie
professore di essere qui Prego, con Mirella. Saluto anche collegata da Possagno la dottoressa Moira Mascotto, direttrice Museo Gipsotech Antonio Canova. Grazie anche a lei direttrice di essere qui con noi, perché è veramente un momento molto importante per me questa mattina, perché sto vedendo che nessuno interessa di quello che stiamo raccontando, cioè i giovani, il bisogno di aiuto, di vedere la bellezza, di toccarla con mano, di intrigarli. Sì, qualche volta si va a fare la gita, qualche volta ho il docente che capisce, che è sensibile, qualche volta no, però la bellezza è attorno a me. Ho la fortuna di vivere un territorio meraviglioso, è una fortuna che forse non ci rendiamo conto. Allora inizierei proprio da lei, professor Auci. Cosa dice alla Mirella? Che faccio fatica a far capire invece che questi ragazzi vanno ascoltati, devono parlare, devono dire tutte quelle belle cose che hanno dentro, ma ci sono chiusi a riccio, ecco, è un riccio chiuso con tante spine. Perché? Perché non si fidano più, perché li abbiamo fregati per troppo tempo, li abbiamo fregati. Prego, professore. Ma dobbiamo, secondo me, cominciare a valorizzare veramente i nostri studenti, i nostri giovani, perché in questo modo li aiutiamo a costruirsi un futuro, li aiutiamo ad avere fiducia nel futuro, avere una speranza. La valorizzazione del ragazzo, dello studente, inizia dal primo anno di scuola e termina non con la scuola stessa, ma con l'università e con il lavoro, perché poi il lavoro continua a valorizzare l'uomo. E questo è un discorso che deve essere sempre presente quando si fanno discorsi sul futuro dei ragazzi e sui ragazzi. Ecco, questo potrebbe aiutare aiuta da sempre, potrebbe continuare a aiutare i ragazzi appunto a essere. La valorizzazione dei ragazzi li aiuta sicuramente per un futuro migliore. Sentiamo anche cosa dice la direttrice veramente Moira Mascotto, che di bellezza, ecco, penso tutte le mattine quando si alza, solo uscire, ecco, dalla porta di casa è già una bellezza, però poi entra in una bellezza unica che tutti ci invidiano, che vengono da paesi lontani per ammirare. Noi magari non ci facciamo neppure caso e non si sa il perché. Prego, dottoressa, com'è la storia? Sì, buongiorno intanto e buongiorno anche al suo ospite. Allora, ci tengo a dire dell'importanza che ha per i giovani frequentare i musei, conoscere quella che è la propria cultura, la cultura che ci insegna quali sono le nostre radici, anche l'importanza storica della nostra collezione e del nostro artista. Per quanto invece riguarda la valorizzazione dei ragazzi, ci tengo a dire che molte delle nostre guide, molte dei nostri sorveglianti attingono proprio a un bacino di giovani che così hanno in capo di portare avanti, di comunicare l'importanza del nostro patrimonio e della sua storia, ma anche si fanno tutori, protettori della collezione. E poi, se avremo del tempo, mi piacerebbe anche parlare del ruolo che abbiamo affidato proprio a dei giovani in un progetto al quale il Museo Canova ha partecipato, un progetto intitolato Art Inclusive, che è rivolto a persone con dei disturbi mentali, d'accordo, che attraverso l'arte trovano un beneficio, facendo lavoro, realizzando dei dipinti, delle sculture. Bene, andremo a fare una mostra esponendo proprio questi lavori e dei ragazzi si faranno portavoce di questi lavori. Bellissimo, sentiamo anche come commenta il professor Auci soprattutto su questa parola inclusività, inclusione. So che professore lei la prende con le pinze questa parola, perché anche questa è fatta a riccio con tante spine, certo. Bisogna stare attenta quando la tocchi questa parola, quando la pronunci, per capire chi la pronuncia e certo. Dove vuole arrivare con questa parola magica, però che non è più magica. Prego. Si è abusato della parola inclusione. L'inclusione è una parola molto importante e dovrebbe servire effettivamente a includere le persone disabili o le persone in difficoltà, perché non solo i disabili ma anche le persone in difficoltà economiche e via discorrendo. L'abuso di questa parola però secondo me alla fine la rende inutile, quantomeno non realizzata.
La vera inclusione è tutt'altra cosa, la vera inclusione è andare a vedere come si può aiutare gli altri, ma soprattutto nei modi e nei tempi, a partire dalla scuola per esempio. Ultimamente è arrivata a scuola la parola inclusione, ma che significa? Come la realizziamo a scuola? È vero inclusione o è un'illusione di inclusione? Questo discorso qua va fatto all'interno delle scuole, va fatto alle famiglie, va fatto tra i professionisti della scuola, perché se vogliamo effettivamente fare inclusione allora dobbiamo fare anche tante altre cose. Professore, però quello che dispiace è che questi ragazzi sono sempre più soli. Ecco, questi anche gesti, questi comportamenti, c'è sempre un dietro della medaglia che pochi vogliono guardare cosa c'è dietro questa medaglia, perché giustamente guardare dietro la medaglia vuol dire impegnarsi, vuol dire metterci la faccia, vuol dire cercare di dare risposte a questo ragazzo e non ci siamo perché non ci sono investimenti, basta vedere la scuola, cosa dite voi, la scuola che è il punto fondamentale dove questo ragazzo sta cercando di apprendere per diventare un bravo uomo, una brava donna, una brava persona alla fine, perché noi parliamo sempre, dividiamo maschi, femmine, disabili, diversamente abili. Noi dividiamo sempre, non mettiamo mai assieme. Noi abbiamo questo potere sempre di dividere. Anziani, abbiamo diviso anche gli anziani dei giovani. Sì, qualche scuola, qualche classe va a trovarli, ma la vera inclusione, come dice lei, dov'è la vera inclusione? Non c'è. Non c'è. Io sono convinta che non ci sia questa inclusività che potrebbe veramente dare risposte anche immediate alle esigenze della società. Prego, professore. Ma l'inclusione, ripeto, è una cosa importantissima, quella vera però, non quella che purtroppo vediamo tutti i giorni. Il problema comunque a scuola è legato a tante altre cose. La scuola purtroppo è in profonda crisi da diversi anni. La scuola purtroppo vede tante cose che prima si facevano non essere più in grado di aiutare i ragazzi, aiutare le famiglie. Ci sono tante cose che potrebbero aver creato delle aspettative che purtroppo né l'inclusione né altre proposte possono aiutare a venirne fuori. Cosa può essere successo? Per quanto riguarda la crisi, appunto, attraversiamo noi un problema che riguarda l'educazione, no? Il sistema educativo è in crisi, può essere dovuto a che cosa? Allo stile di vita che noi abbiamo improntato, io ho fatto un elenco, ai valori o disvalori imperanti, all'insicurezza generalizzata, alla crisi della famiglia in senso lato, famiglie allargate, famiglie ristrette, famiglie arcobaleno. L'innesco della competitività esasperata, per esempio, oppure l'idea che la persona vale a seconda dei soldi che guadagna, oppure della posizione sociale che ha. Queste sono le cose che ci devono far riflettere. E poi andando alla scuola, io vi posso elencare, qui ce le ho tutte appuntate una per una, ha almeno 30 motivi per, per non funzionare più. Se volete vi elenco, innanzitutto decenni di riforme, ne parleremo, poi adesso parleremo anche di un'attività formativa che abbiamo organizzato, decenni di riforme. Mentre una riforma seria fatta con una visione è durata ben 39 anni, sto parlando di Giovanna Gentile, a proposito la riforma Gentile compie quest'anno 100 anni. Quella riforma è durata 39 anni, fino al 62. Bene, le riforme che sono state avviate dopo la riforma Gentile non sono durate più si può paragonare almeno la durata di quelle riforme alle mode sartoriali, un paio d'anni. Ecco, spieghiamo anche cosa prevedeva questa riforma Gentile, professore. La riforma Gentile certamente è legata al tempo in cui è stata varata, non è che è tutto positivo quello che prevedeva la riforma Gentile, perché la riforma Gentile pensava di indirizzare, cioè la selezione di indirizzare poi soprattutto alcuni al comando, al potere di gestire le altre persone e gli altri poi, chi non aveva le capacità o non aveva i mezzi, andare a lavorare. Questo è il discorso. Quindi il capace andava avanti, esatto. Quello meno capace doveva una selezione fortissima. Un l'obiettivo non era quello di mandare tutti avanti con la riforma Gentile, questo era sbagliato. Ma era quello di fermare chi non aveva gli strumenti, perché quello doveva fare un'altra cosa. E quindi lì sicuramente, però è durata 39 anni. Quello che è venuto dopo,
fa meraviglia, perché non può una riforma durare un paio d'anni, poi se ne fa un'altra, poi se ne fa un'altra, poi se ne fa un'altra. Ne abbiamo avute decine di riforme dal 62. Per trovarsi poi con un pugno di mosche? No, per trovarsi la scuola distrutta in mano. Cioè la scuola è distrutta e ci sono, se io ve le elenco questa trentina di motivi, sembrano far parte tutti di un piano diabolico per distruggere la scuola. Cioè, e sono raccapriccianti, perché adesso noi ci chiediamo, la famiglia, vabbè, abbiamo detto, le criticità sono diverse, ma la scuola sembra quasi un passo dopo l'altro messa in difficoltà per arrivare a che cosa? A non controllare più effettivamente la cultura, ma lasciare, per esempio, a chi dà lavoro la possibilità di creare operai già direttamente nel mondo della scuola. Cioè, escono fuori già tutti con lo stampo, pronti per andare a lavorare. Ma non è questa la scuola. Non è questo il compito della scuola. Allora andiamo a vedere invece un compito importante che ha avuto la direttrice Mascotto, quella di un bilancio invece positivo. Andiamo a vedere proprio il bilancio, mostra Canova, e poi lo commentiamo. Oltre 81.000 visitatori in 133 giorni di apertura, una media di 612 biglietti venduti quotidianamente. Sono i numeri comunicati dal Comune per la mostra Io Canova Genio Europeo, che ha celebrato i 200 anni dalla morte dell'artista. Numeri da celebrare, certo, ma con prudenza, mai accontentarsi dunque. Visti i contenuti e lo spessore dell'artista, ci chiediamo se si poteva fare ancora di più. In redazione sono arrivate anche alcune segnalazioni su scolaresche e gruppi di studenti conteggiati più volte perché ritornati ai musei civici, e per questo dunque i numeri potrebbero essere diversi, ma ecco la replica del sindaco. Questa cosa mi fa anche divertire sinceramente, non credo che gli insegnanti, con tutta l'abbondanza, la sovrabbondanza di offerta formativa, con la necessità poi di proseguire col programma, abbia visitato 2 volte la mostra del Canova. Se anche ciò fosse, credo che potrebbe inserirsi all'interno di un progetto particolare seguito dalla classe stessa. Non mi risulta peraltro che questo sia avvenuto. Altro tema è quello che riguarda il futuro dei musei civici. Anticipata una sorpresa per le prossime settimane, l'amministrazione rivela che vuole acquistare il ritratto di Uomo in armi, uno dei pochissimi ritratti realizzati da Jacopo Bassano. La tela è sul mercato a $700.000, ma la cifra potrebbe scendere. La cifra iniziale indicata appunto nella cartella stampa è relativa all'acquisto tra privati. Chiaramente la proprietà ha specificato che qualora venisse acquistata da un'istituzione culturale pubblica il prezzo sarebbe notevolmente rivisto, quindi abbiamo ritenuto che la cifra che si sta negoziando, però che non è assolutamente ancora definitiva, sia comunque abbordabile da parte dell'amministrazione. Per questo acquisto dunque il sindaco auspica la partecipazione di privati che possano contribuire all'acquisto dell'opera. Le prossime settimane saranno decisive. Allora, professoressa Mascotto, dottoressa Mascotto, direttrice Mascotto, perché lei in questa personcina così delicata, così preparata, c'è una determinazione, una caparbietà incredibile, questo le va dato, direttrice. Ecco, cosa ci racconta? Bilanci positivi nonostante le parole del professor Auci, ma soprattutto l'importanza di vedere il bello, di ammirare la storia, le radici di questa storia che abbiamo a 2 passi da casa. Prego, direttrice. Sì, grazie. Volevo concludere quello che avevo detto prima sull'inclusività e l'accessibilità. Quindi per quanto riguarda il Museo Canova posso dire che è un percorso che cerca di dare sempre una migliore offerta a quella che è un nostro pubblico, un pubblico diversificato. Giustamente il professore ha detto che per fare inclusività bisogna ragionare sotto vari aspetti, quindi sotto l'aspetto culturale, sociale, economico, ovviamente rivolgendosi anche a quelle che sono le esigenze di persone che hanno delle difficoltà motorie piuttosto che disabilità di altro tipo, e quindi per esempio il nostro museo organizza delle a cadenza
programmata delle visite guidate in LIS piuttosto che delle visite guidate per persone cieche o ipovedenti, ma ancora cerchiamo di, per quanto riguarda, visto che è stato posto sul tema, di dare la possibilità alle famiglie di entrare ovviamente con un biglietto agevolato, e una volta al mese addirittura ci sono delle attività per le famiglie che sono a titolo gratuito. Per quanto riguarda invece l'accessibilità culturale, abbiamo realizzato un'applicazione che permette di accedere al nostro patrimonio, conoscere il nostro patrimonio attraverso appunto questa applicazione che è in diverse lingue. Quindi, ritornando invece sui ragazzi, la valorizzazione dei ragazzi, come dicevo prima, l'importanza di portarli dentro al museo, di far conoscere il nostro patrimonio, di far conoscere l'importanza dell'artista e anche di far lavorare i ragazzi all'interno del museo. Farli lavorare in che modo? Con le mani innanzitutto, perché quando vengono presso il Museo Canova, oltre alla possibilità di conoscere la collezione, possono anche accedere a quelli che sono i laboratori e quindi entrano in quello che era il modo di lavorare dell'artista, possono creare dei lavori in argilla, in gesso, e possono sperimentare anche dei laboratori teatrali, quindi entrare nella storia, capire cosa Canova ha fatto per esempio per tutelare il nostro patrimonio, il patrimonio artistico italiano. Canova è stato uno dei primi a preoccuparsi che il patrimonio venisse appunto preservato. E quindi lavorare in questo ambito, ma abbiamo detto prima anche coinvolgerli attivamente all'interno di quella che è il lavoro portato avanti dal Museo Canova di Possagno, quindi attraverso un lavoro di sorveglianza. Anche ieri sera abbiamo avuto qui un bellissimo spettacolo musicale dove avevamo il maestro Stefano Andreatta, un musicista di Possagno, e per ovviamente gestire tutti i nostri ospiti, avevamo circa 200 ospiti, avevamo qui un gruppo di ragazzi che appunto ci hanno aiutato a far sì che tutto venisse gestito al meglio. Allora, mi piace questa cosa che ha detto la dottoressa Mascotto, la manualità, professor Auci. Ecco, questi ragazzi non è vero che non vogliono, non sanno fare, è che non li intrighiamo, non li facciamo diventare protagonisti, è anche nella manualità, perché la scuola può dare un indirizzo, ma il pomeriggio, ma lo dicono loro, ho bisogno di manualità, lo hanno detto loro, professore, ho bisogno di muovere le mani, di fare qualcosa che mi appassioni, che mi piaccia, magari ci provo e non so neanche che quella cosa magari mi piace. L'ho visto io all'ippodromo di Treviso, il dipingere ragazzini che non avrebbero mai immaginato di fare dei quadri, ma hanno fatto proprio dei quadri e se li sono portati a casa e li hanno filmati, altri sono ancora esposti e hanno detto ma io non avrei mai immaginato. Ecco, bisogna forse intrigarli facendoli toccare con mano e, come dice la direttrice, ecco, coinvolgerli. Prego professore, ma non si fa questo. La scuola è vero che non può fare tutto, ma il dopo scuola si può fare nel mondo del volontariato. La scuola non può fare tutto, ma il problema è che alla scuola si è tolta una buona parte delle possibilità di fare manualità. Io voglio ricordare che per esempio è imminente la riforma degli istituti tecnici professionali. Il Ministro l'ha già lanciata la bozza di riforma, l'ennesima riforma degli istituti, ne abbiamo vista una, ripeto, ogni 2 o 3 anni di riforma. E dimentica il Ministro, a proposito di manualità, che con la legge 133 del 2008, la famosa legge che ha tagliato ben 87.500 posti docente e 44.500 posti ATA, quella famosa legge che è servita a far risparmiare soldi allo Stato andando a toccare purtroppo la scuola, quando si parla appunto di crisi della scuola, sapete cosa ha fatto? Ha tagliato laboratori quella volta. Il 30% degli insegnanti tecnico-pratici è stata
è stato, diciamo, eliminato, diminuendo le ore di laboratorio a partire dagli alberghieri, a partire dagli tecnici professionali, a partire dai tecnici dove si vanno a studiare e a mettere le mani sulle macchine, per esempio, e se tutto quello che è manualità negli istituti d'arte e via discorrendo. Quindi la manualità negli ultimi anni è stata sacrificata. Si parla adesso di competenze, per esempio. Ma la manualità è anche una competenza, ma prima io di mettere le mani su qualcosa devo anche avere le conoscenze. Per esempio adesso l'idea che bisogna progettare per competenze per me è un'idea completamente sbagliata. Io devo sempre creare conoscenze, sempre nuove, sempre più diciamo ampie, e parallelamente stimolare le competenze, perché se il ragazzo ha tante conoscenze, un po' adesso, un po' domani, un po' dopodomani, ma lungo tutta la vita lavorativa pure, potrà continuare a svilupparne di altre competenze. Ma se io lo addestro solo ad avere competenze, addestro un pappagallo, ma siamo sicuri che poi il pappagallo da solo saprà creare, saprà modificare le proprie competenze se non ha le conoscenze di base? Beh, ecco, la manualità rientra in questo contesto. Noi che abbiamo fatto della scuola, i laboratori dove sono andati a finire? Adesso addirittura pensiamo magazzini. Brava. Adesso addirittura pensiamo che i tecnici del mondo del lavoro devono venire a scuola. Benissimo, va benissimo questo. I ragazzi devono andare a vedere in fabbrica, benissimo questo, ma la scuola deve dare un altro tipo di incipit alla cultura, alla manualità. Abbiamo Rinaldo, eccolo qua il nostro Rinaldo da Venezia. Scusa se ti ho fatto aspettare, ma è importante sentire queste parole sia della Mascotto che del Auci. Vai. Buongiorno ai tuoi ospiti. Quello che dice il dottor quasi è giusto, è scuola, però anche è a manualità, non dice più passato, che anche i grandi artisti adesso li fa tutto col computer. Una volta gli artisti del 500 avevano il laboratorio, va bene, non so cosa potevi essere, pittori, scultori, e aveva un squadrone di allievi che davano a mano, che imparava. Adesso dopo il figlio con tutta la buona volontà dove vai a imparare? Non era più modo di andare in qualsiasi parte, perché funziona tutto con i soldi adesso. Una volta anche sui lavori più umili, va bene, andava a imparare, andava a portare a borsa all'idraulico, all'elettricista, e gli diventava i grandi, e gli ha fatto anche fortuna, perché dopo gli ha fatto tanti soldi, gli ha fatto di tutto. Adesso l'intelligenza artificiale è un danno perché cosa fa? Basta mettere i dati e che fa quello che vuole. Ma per creare qualche cosa che vuoi cuore, vuoi farlo con l'estero, con la capacità dell'estero, l'inventiva che ti dà il cuore, che ti lo fa, che ti senti la roba che ti fa. E sta intelligenza artificiale. Ma sapere un robot cosa fa? E fa quello che ti insegni più. Purtroppo la ragione è Canova è italiano, non quello che Dio fa ancora di più, perché Canova è conosciuto in tutto il mondo. Innanzitutto io ero grande a Venezia, che avevo tanto a Venezia, ed era un assedio, va bene, frequenta tutto il Florian, va bene, e l'STI a Venezia, e lo avevo qua. E poi l'idea dove fanno solo che è Possagno, anche su Padova, Treviso, su altre città presentarli, e questi fiori possono andare a vedere. E giustamente come dici che creasse, se vede che tu dica è manualità di Canova o su Cregamo, un laboratorio, va bene, tutti questi fiori impara, così va avanti il mondo, e li farò vedere, perché robe bene non li fa più come quelli che faceva il Canova. Adesso si fa tutto sul computer. Va bene, okay. Grazie Rinaldo, molto chiare anche le riflessioni di Rinaldo. Ecco, questi grazie, diversamente giovani forse hanno le idee chiare perché hanno fatto, hanno creato, hanno lavorato, sanno cosa vuol dire la manualità, perché come dice il professore l'hanno provata, perché se volevano vivere e mangiare dovevano inventarsi dei lavori, fare dei lavori, anche lavori pesanti. Pubblicità.
piccoli bozzetti in argilla realizzati dalle mani del grande scultore neoclassico Antonio Canova, tornati all'antico splendore grazie a un lavoro minuzioso di restauro durato 2 anni. È un'emozione poter rivedere esposte le opere prime, pensate, studiate, plasmate dall'artista. L'intero corpus, 34 tra terre cotte e terre crude, da cui poi hanno preso vita i gessi e i marmi. Un bellissimo progetto che ci ha permesso di restaurare le opere, ma anche di studiarle, quindi di verificare i materiali, ma anche di studiarne le impronte digitali. Infatti lì possiamo vedere Canova che lavorava la materia. Canova prendeva il materiale, prendeva l'argilla e lì dava la sua impronta, le sue prime idee. Quando doveva lavorare a un soggetto, grazie a queste argille aveva la possibilità di creare. Sono opere freschissime, moderne, che ci fanno vedere proprio il Canova creatore. Un lavoro che ha coinvolto più realtà e più figure professionali. Grazie all'Università di Padova e all'Università di Bologna abbiamo fatto le tomografie a tutte le opere e questo ci ha permesso di intervenire con il restauro in maniera sartoriale. 90.000 euro l'importo dei lavori di restauro dei bozzetti in argilla. Grazie a Volotea, la compagnia di voli che ci ha sostenuto per l'intero progetto. Prossimi progetti? Abbiamo un intenso programma sia per quanto riguarda la tutela e la conservazione del patrimonio, ma anche di eventi che permetteranno di valorizzare al meglio Canova, la sua opera e la nostra realtà museale. Intanto, direttrice, la ringrazio per questi bellissimi e importanti video che fa capire noi ci siamo. Più di così cosa possiamo fare? Venite avanti, professore, guardi che la sta stimolando con questo video la dottoressa Mascotto. Prego, direttrice. Sì, un bellissimo progetto, come ho detto durante l'intervista, e mi sembra che il lavoro di restauro sia stato approfondito attraverso quelle parole. Mi soffermo su quella che è la valorizzazione e quindi in che modo abbiamo dato luce nel migliore dei modi a queste opere attraverso 2 mostre americane, una che si è tenuta a Washington e si è chiusa lo scorso 11 di ottobre e quindi una mostra importantissima all'interno della National Gallery, una mostra completamente dedicata ad Antonio Canova e che ha voluto raccontare come appunto l'artista lavorava, soffermandosi sulle argille in particolar modo. Adesso la stessa mostra si è spostata a Chicago e quindi siamo al The Art Institute. Allora la interrompo perché devo correre, sì. Direttrice, ma voglio far vedere anche questa mostra a Chicago, grazie a lei che ci ha mandato questo video, per capire l'importanza che abbiamo nel mondo. Rimangono a bocca aperta, ci mettono i tappeti rossi dappertutto qua il tappeto, non c'è neanche il tappeto. Andiamo a vedere. In questi giorni siamo a Chicago, al The Art Institute, uno dei più importanti musei della città, perché insieme a Washington anche l'America vuole celebrare Canova, vuole celebrare il grande maestro attraverso la mostra Canova Sketching in Clay, quindi focalizzando la propria attenzione sui modelli in argilla, quei modelli che riportano le impronte di Canova, ma soprattutto che evidenziano il suo momento creativo, quella genialità che lo contraddistingue. Bellissimo. Abbiamo Leone da Tre Baseleghe. Ciao Leone. Leone? Non lo sento. Riproviamo a riprendere la linea. Allora, professor Auci, più di così cosa possiamo dire a questa direttrice che veramente, per quanto riguarda la creatività, la manualità, la bellezza, le porte aperte, vi aiutiamo in tutto, però c'è un però.
Conoscono Canova questi ragazzi, questa scuola con la quale lei veramente partecipa per cercare di dare anche quella, ma soprattutto per far capire l'importanza di questi tesori che abbiamo? Io non lo so, perché voi questi ragazzi li avete 4 ore, ma la giornata è fatta di 24 ore, le altre 20 dove sono? Come passano queste ore? Cosa vorrebbero vedere e non riescono a farsi ascoltare e a capire? Prego. Non so se è arrivato Leone. Leone, sì. Prego, scusi, se no mi cade la linea, professore. Vai Leone. Ciao Mirella, grazie, saluto i tuoi ospiti. Allora noi con la scuola, con tutte queste riforme, che non riusciamo a metterla a posto questa scuola, ma noi siamo in Europa, siamo andati a guardare come fanno le cose gli altri paesi. Ma io non lo so. Qui abbiamo, da mio fratello, una famiglia di ucraini e ci sono 2 ragazze che vanno a scuola qui in Italia, si sono ambientate anche abbastanza bene, ma hanno detto che la scuola in Ucraina per loro era meglio, è meglio, perché è tempo tutto il giorno, però hanno molti più ricreazioni fra una materia e un'altra, poi mangiano nella scuola e al sabato sono a casa con la famiglia. Perché non si può fare anche in Italia una cosa simile? Cioè, se non siamo capaci di fare le riforme fatte bene, andiamo negli altri paesi e vediamo come funzionano gli altri, perché se siamo in Europa dovremmo essere come gli altri europei. Poi questa dispersione scolastica, tu il ragazzo che non va a scuola lo vai a prendere, cioè abbiamo le forze dell'ordine, la scuola, quando un ragazzo non va a scuola, la scuola informa la polizia e la polizia lo va a cercare, cioè non esiste, non voglio sapere della Sicilia, della Calabria, l'Italia è una, abbiamo tante regioni, bene, la dispersione scolastica non deve esistere. Questo è incredibile questa cosa, che la gente questi ragazzi non vanno a scuola. Dove vanno? Cosa fanno? Poi volevo parlare del Canova. Sono stato ultimamente alla Accademia di Venezia e ho notato quante opere ci sono del Canova. Ma quanto ha lavorato quest'uomo? Ma è incredibile l'ammontare di quadri, di bassorilievi, di statue che ha prodotto. È inimmaginabile, cioè è un mostro. Credo che non c'è un altro artista al mondo che abbia lavorato così tanto. Grazie Milena, ciao. Ma io direi un genio e la passione, quando ti muove la passione sei un genio. Tutto viene più naturale. Prego professore, certo. Come commentiamo sia le parole della direttrice Mascotto che di Leone da Tre Baseleghe? Allora, la scuola certamente mette, almeno nella maggior parte delle scuole, soprattutto i licei, mette al corrente i giovani almeno delle nostre parti, la presenza del Canova, perché io ricordo i miei colleghi che insegnano educazione artistica e arte o storia dell'arte hanno sempre parlato del Canova e lo hanno sempre valorizzato all'interno dei licei. Il problema è che gli altri indirizzi purtroppo non hanno questo tipo di materie e quindi non danno la possibilità ai giovani di conoscere Canova. C'è da dire pure che, rispondendo alla telefonata, che al signor Leone, l'Europa sta spingendo, secondo noi, troppo verso le nuove tecnologie. Per esempio, il famigerato PNRR come input ha dato soprattutto spunti per digitalizzare il mondo della scuola, per portare forse troppa tecnologia nel mondo della scuola. Tornando alla proposta della dottoressa Mascotto, per esempio, perché non si fa o non si è fatto un progetto, almeno uno per ogni provincia, uno per ogni città, almeno una scuola, dico, sull'arte, sulla creatività, sulla musica, tutte cose che
nei tempi passati hanno dato lustro alla nostra nazione. Si parlava poco fa di manualità, ma dove sono andate a finire tutte le manualità che hanno fatto dell'Italia una nazione conosciuta in tutto il mondo? Per quanto riguarda, che so, la sartoria, le calzature, i mobili, i tessuti, gli strumenti, la costruzione di strumenti musicali, per esempio. Per non parlare poi di una volta tutti i musicisti che hanno creato musica. Famosissimo ultimamente. La musica è nata in Italia, oltretutto, ricordiamolo. Morricone, che è morto da un po' di tempo. E adesso dove sono i musicisti? Adesso si fanno canzonetta da noi, mentre vedo che negli altri paesi, per esempio, parlavamo tempo fa con una collega che mi ha dato da sempre una mano per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda la nostra organizzazione sindacale. Perché nelle altre nazioni, per esempio, la musica stimola i giovani? La maggior parte dei gruppi musicali importanti negli ultimi 30 anni provengono tutti da certe zone del mondo. Perché non provengono più dall'Italia? E noi invece assistiamo a tutte queste canzonette che proliferano in televisione in Italia. Come mai? La musica non è più valorizzata a scuola? Non si studia più la musica come un tempo? Oppure non ci sono più gli input che danno ai giovani la possibilità di fare musica? A proposito di inclusione, per esempio, la musica è inclusione. Se li facciamo suonare assieme, io ho imparato più di 10 anni fa, quando abbiamo fatto al posto dello Stato, che non si è degnato di farlo, quando è stata fatta la riforma sugli istituti musicali, abbiamo fatto un corso a Treviso per gli insegnanti di educazione musicale e di musica degli altri istituti superiori, per spiegare un po'. Ho imparato tutto il discorso che ci potrebbe essere a scuola, potrebbe essere fatto a scuola per la musica. Io in quel momento, ignorante di queste cose, ho imparato per esempio la musica d'insieme. Ma sapete cos'è la musica d'insieme? Quando uno comincia a fare così con la penna, con un ritmo, l'altro ci mette poi la mano, l'altro ci mette il piede, l'altro ci mette uno strumento, l'altro ci mette la batteria, e tutti assieme suoniamo qualcosa che poi magari diventa orecchiabile, diventa bello, diventa importante. Non è inclusione questa qua, non è capacità di stare assieme. Noi ai ragazzi cosa abbiamo dato? Ai bambini cosa continuiamo a dare? I giochi, sempre però col telefonino. Il computer. Perciò non fare niente, non chiedermi niente, prendi, mi tolgo il problema. Questo ragazzo, questo bambino cresce con questo strumento e solo quello, tanto certo. È vero che hanno una velocità con le mani incredibile, ma se gli dici di aprire una scatola ci mettono mezza giornata, che non sanno neppure da dove si apre. Allora, direttrice, come commenta le parole? Ormai siamo quasi in chiusura, cosa vuole aggiungere? Ma è un po' la nota che mi contraddistingue, quella della positività. Dobbiamo lavorare per cercare di avvicinare sempre di più i ragazzi a quello che è il mondo dell'arte, o meglio, più in generale, alla bellezza. La bellezza in senso lato. Io sono sicura che noi abbiamo dei ragazzi, dei giovani ai quali dobbiamo dare fiducia, ragazzi che sono capaci, ragazzi che sono sensibili, e quindi dobbiamo offrire loro l'opportunità, la facilità per avvicinarsi al mondo dell'arte, al mondo della bellezza e anche al mondo della manualità. Sono assolutamente d'accordo, è stato anche appurato dal mondo della scienza che lavorare con le mani aiuta senz'altro a sviluppare quello che è anche proprio l'intelletto. Quindi lavoriamo in questa direzione tutte assieme, mettiamo assieme le energie per fare in modo di aiutarli, di aiutare i ragazzi nel loro percorso di formazione e di crescita. Direttrice, lei che li vede, ecco, con questa manualità quando vengono appunto a visitare questo meraviglioso posto che abbiamo, il Canova, ecco, come li vede nella manualità? Ecco, come si avvicinano? Perché lei li fa toccare con mano, li fa creare. Ecco, cosa vede? Qual è il risultato che poi nota quando se ne vanno? Beh, allora è difficile ovviamente dare una risposta che possa valere per tutti. La casistica è altissima da chi magari all'inizio è impacciato perché non è abituato a mettere le mani nella materia, quindi quasi un senso di fastidio, paura di sporcarsi, però in realtà è una difficoltà che viene anche superata facilmente. Ci sono le nostre collaboratrici, le nostre educatrici che aiutano a superare
superare questi primi scogli, e quindi poi il ragazzo, il bambino comincia a lavorare, guarda anche cosa fanno i compagni, perché è sempre un lavoro di contaminazione, quindi ripeto, una risposta per tutti non vale. Nel momento in cui ci sono delle difficoltà dobbiamo aiutare i ragazzi per a traghettarle e ad andare avanti. Bellissima questa risposta che lei mi ha dato, dottoressa, che fa capire l'importanza di metterli però assieme. Poi vediamo chi riesce e chi non riesce, ma intanto li mettiamo assieme. E quando lei ha detto, mi raccomando, la prima cosa che ha detto, hanno paura di sporcarsi, ma questo io l'ho sentito da tanti ospiti che ho avuto, che hanno invitato nelle loro aziende, nelle loro attività delle scuole, e tantissimi bambini la prima cosa che dicevano era: non posso sporcarmi, mia mamma ha detto che non posso sporcarmi. Oppure vestiti, sapevano che andavano magari in un'azienda agricola, come andassero a visitare la Fenice su un grande recital di sera. Cioè capisce che c'è sempre, direttrice, questo primo anello che esce il bambino dalla famiglia, la scuola lo prende, ma esce dalla famiglia. Dobbiamo parlare a questi genitori, non a quelli che si comportano bene, che sanno. Dobbiamo prendere quei genitori che non capiscono di come si fa a essere genitore, cosa bisogna fare. Quando io sento un ragazzo, professor Auci, che mi dice: ma perché mia mamma non mi dice mai al mattino vieni qua che ti do un bel abbraccio, che giornata vorresti fare oggi? Ma sempre il letto è fatto e lo zaino è pronto e le scarpe le hai messe. Cioè, ma perché? Ma lo dicono i ragazzi, perché se riesci a entrare nel loro cuore, loro si aprono e ti dicono qual è il loro disagio. Professor Auci, è bellissimo quello che ha detto. Certo. Proviamo a farlo anche noi, professore. Aiutiamo la direttrice, che veramente dovrebbero dargli un premio a questa direttrice per l'anima, la passione, il coinvolgimento, proprio di cercare di far capire: guardate che noi ci siamo, io ci sono, venite, fate, portateli. Certamente, le scuole possono fare tanto, possono fare quello che magari non si è mai fatto finora per quanto riguarda la comunicazione dei musei, di cosa fanno i musei, a cosa servono i musei. La scuola dovrebbe aiutare gli studenti a vedere in un museo un posto dove si va, per esempio, a vedere cosa è successo durante tutti i secoli per quanto riguarda la cultura italiana, ed è una cosa importantissima. Ma l'aiuto che posso dare poi inoltre alle scuole è quello di portare materialmente i ragazzi, aiutarli a frequentare i musei, una cosa che non si fa. Eppure è vero che comunque costa frequentare i musei, perché io mi ricordo, adesso ci sono state un po' di norme che hanno contribuito a facilitare l'accesso, ma mi ricordo in molti musei ho sempre pagato, sia come docente che come studente. Lì probabilmente mettere dei prezzi, perché è una cosa che se io vado da turista a vedere un qualcosa, se io vado da studente, se vado da docente, il costo deve essere, non dico zero, ma irrisorio. Sentiamo la direttrice come commenta le parole del professor Auci. Prego, direttrice. Beh, allora sono ovviamente contenta che il professore sia allineato a quanto abbiamo detto, e per quanto invece riguarda l'aspetto economico, parlo per il nostro museo, ovviamente la politica è quella di agevolare il più possibile l'accesso alle scolaresche, quindi se il nostro prezzo pieno è 10 euro, le scolaresche per entrare pagano 3 euro, che è proprio il minimo per sostenersi. Voi sapete che noi siamo una fondazione, quindi abbiamo una gestione che è privata, non siamo pubblici, non siamo statali e quindi non abbiamo sovvenzioni da parte dello Stato. Noi dobbiamo reggerci sulle nostre gambe, quindi tutto quello che è il lavoro di tutela, di conservazione e di valorizzazione deve essere condotto attraverso le nostre risorse. È chiaro che in virtù proprio di questo non possiamo non avere il minimo per poter raggiungere questi risultati, ma cerchiamo ovviamente di agevolare quanto più possibile l'accesso ai giovani, l'accesso alle scolaresche, appunto.
Grazie veramente direttrice. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, Ciao. e un saluto ai tuoi ospiti. E dunque cercherò di essere breve perché so che siete in chiusura. Dunque io, non so, volevo fare così una proposta, sì, insomma un punto che mi interessa sulla scuola. Non sarebbe una bella cosa, per esempio, non durante la scuola elementare, ma all'inizio delle scuole medie, diciamo, che gli insegnanti o non so, qualche addetto prendesse delle, diciamo dagli studenti un parere diciamo per dire, sentire da ognuno quali sarebbero perché scuola vorrebbero essere indirizzati, se hanno delle passioni particolari, eccetera, perché molto spesso magari uno studente frequenta una scuola, eccetera, però non è portato per quel determinato indirizzo di scuola, potrebbe farne un'altra, perché molto spesso la passione per una determinata cosa, la passione vuol dire anche implicitamente essere portati per quella determinata scuola, eccetera. Per esempio un alunno che frequenta una scuola media a indirizzo, non so, di ragioniere oppure di un altro e non è portato per quella scuola, che potrebbe essere portato per la musica, potrebbe essere portato per qualunque altra cosa, ecco. Non so se mi sono spiegato. Sì, ecco, sarebbe bene che i ragazzi si orientassero secondo le loro passioni, secondo le loro passioni. Ecco, grazie, vi saluto. Grazie Livio, hai fatto proprio una bella telefonata, perché tu non sai, ma venerdì, cosa succederà venerdì 17 al Mazzotti, professor Auci? Venerdì 15. Scusi, 15. Mercoledì 15 novembre al Mazzotti ci sarà... Perché venerdì 17 mi è dimenticato il numero? Mercoledì 15. Forse perché comincia il Black Friday. Ah, ecco, per quello. Bene, il 15 novembre al Mazzotti a Treviso ci sarà una tavola rotonda di livello nazionale, parteciperanno personalità di statura nazionale, ci saranno relatori importanti, ci sarà un insegnante che si occupa di pedagogia, ci sarà un dottore che si occupa di malattie degli insegnanti, ci sarà un avvocato, dottoressa Frezza, che si occupa da genitore del sistema scolastico italiano da diverso tempo. E ci sarà, noi abbiamo invitato sia il ministro Valditara che l'onorevole Frassinetti, che è sottosegretario al Ministero della Pubblica Istruzione. Saranno presenti anche Bussetti, uno dei precedenti ministri della Pubblica Istruzione, che adesso è diventato direttore regionale, e la dottoressa Sardella, che invece è il dirigente provinciale. Tutti assieme cerchiamo di parlare del futuro della scuola. Perché? Chi vi parla è l'ideatore di questa tavola rotonda. Chi vi parla, assieme ai colleghi del sindacato, ha immaginato di fare un viaggio nel tempo, di fare un viaggio nel futuro, di aver visto la scuola, e tutti noi purtroppo questo viaggio immaginario l'abbiamo sicuramente fatto, di aver visto la scuola del futuro. No, abbiamo capito tutti che la scuola del futuro è veramente molto molto pericolosa, almeno come viene impostata, soprattutto per i nostri giovani. E quindi, tornando indietro nel presente, cosa si può fare, ci siamo detti, per cambiare il futuro della scuola? Ecco perché la parola ritorno al futuro si ispira a un vecchio film, Ritorno al futuro, in questo caso ritorno alla scuola del futuro, perché appunto noi vogliamo
dopo aver visto il futuro, il pessimo futuro, adesso nel presente cercare di fare quello che possiamo per cambiarlo questo pessimo futuro. E lì è la speranza, le azioni che faremo, innanzitutto delle discussioni che nasceranno, le riflessioni. C'è sempre la speranza di poter cambiare il futuro che tutti noi ormai vediamo. Speranza che non può abbandonarci, come diceva poco fa la dottoressa. La speranza e la positività deve esserci, perché io non penso che ci rassegneremo tutti noi, famiglie e docenti e tutto il personale che si occupa del futuro dei giovani, tutte le professionali che si occupano del futuro dei giovani, di rassegnarsi a questo futuro che abbiamo paura si sta per realizzare. Per esempio, si parla tanto di tecnologie, si parla tanto di digitalizzazione, e io immagino già un insegnante che andrà a mantenere efficienti gli schermi, i laboratori, i computer, che poi daranno modo ai docenti robot dotati di intelligenza artificiale di sostituirsi agli insegnanti. Ragazzi, guardate che questa qua è paurosa. Allora, la tavola rotonda, per questo motivo, invita tutti a riflettere. Perché? Perché le possibili azioni di miglioramento si possono trovare. Ecco, qua vediamo anche la locandina. Si possono trovare assieme. Perché? Perché cambiare il futuro è una cosa importantissima, il futuro brutto che ci aspetta, perché il buon futuro della scuola è anche il futuro dei nostri giovani. Ma soprattutto avete aperto la scuola perché avete invitato anche chi arriverà alla fine? Certo, arriveranno sicuramente, arriveranno fin dall'inizio genitori e studenti, ma alla fine arriverà la dottoressa Mirella che ci verrà a dare il suo input da esperto ormai, perché da sempre si occupa della scuola come inclusione, come inclusività, come mondo da utilizzare per sviluppare e per migliorare il futuro dei giovani. Però perché mi piace questa cosa? Perché si apre la scuola alle telecamere, le telecamere entrano e io chiederò, come dice Livio ha preceduto tutto quello che noi abbiamo detto, cosa vorresti tu? Questa scuola ti piace? Sono le domande che farò io ai ragazzi. Cosa vorresti per essere intrigato? Mi aiuti ad agevolare di più questo ragazzo che è in difficoltà, che è fragile? Certo. Tu che ti senti forte, che senti che puoi dare qualcosa da tuo, ma da sola io non vado da nessuna parte. Perciò ho chiesto l'aiuto al professor Auci, assieme anche a altri suoi colleghi, per cercare di supportare questa malinconia, questa pigrizia, questa solitudine. Io non posso sentire i numeri dei suicidi, professor Auci, di questi ragazzi che sembrano delle stelle meravigliose dietro, con delle angosce incredibili. Delle angosce che dobbiamo cercare, ma veramente capire e cercare cosa c'è che non va, perché come ho detto la giornata è fatta di 24 ore. Abbiamo sentito la bellezza con la direttrice Mascotto, dove questi ragazzi possono costruire, toccare con mano, ma dobbiamo andarli a prendere per mano, perché da soli non ci arriveranno mai. Professor Auci, non ci arriveranno mai da soli, non sono stati abituati, non sono cresciuti con quello che abbiamo avuto la fortuna di avere noi. È stato detto di fare qualcosa per l'orientamento. Il Ministro nel corrente anno scolastico ha avviato una nuova organizzazione per l'orientamento e accompagnare questi ragazzi. Infatti è prevista a scuola la figura dell'orientatore e del tutor. Bellissima questa cosa, però noi professionisti del settore abbiamo paura che, così come è successo all'epoca con i BES e i DSA, quando sono arrivati nel mondo della scuola, non è che sono arrivati in quel momento, c'erano già, solo che noi li trattavamo e tutto il tempo lo dedicavamo a risolvere i problemi, BES, DSA e compagnia bella. Poi ci hanno detto che dovevamo invece cominciare a scrivere le carte, quindi noi abbiamo a quel punto cominciato a scrivere carte e dedicarci meno ai ragazzi. Io non vorrei che adesso, questa storia dell'orientamento che abbiamo sempre fatto nel mondo della scuola, perché la scuola serve a questo, l'accompagnare per mano che abbiamo sempre fatto, non abbiamo bisogno del tutor adesso ufficiale, il problema è che adesso bisogna cominciare a scrivere tante carte, quindi che si aggiungono alle altre carte. Oramai a scuola si fanno carte dopo carte dopo carte, anche digitali. Progetti, presentare progetti su progetti, cosa serve tutto ciò? Tutto
tutto ciò serve, che cosa secondo me? Solo a togliere tempo ai ragazzi. Cioè noi non abbiamo più il tempo da dedicare ai ragazzi perché dobbiamo dedicare tempo alle cartacee. Però io andrò con le telecamere, vi farò vedere, ecco, faremo le interviste anche ai genitori, ai ragazzi, ai docenti, per capire tutti insieme, perché tutti assieme lavoreremo per migliorare la qualità della vita e togliere questa solitudine, questa angoscia che hanno questi ragazzi. Sono troppi, ormai i numeri non fanno ben sperare, perciò qualcosa, questo sarà un mondo del volontariato che chiederò a voi docenti, a voi professori, un punto di riferimento ce l'ho, è la dottoressa Mascotto che da anni mi dice venite, sono qua, ma io devo fare la squadra di persone competenti, ecco, devo fare questa squadra per aiutare quei giovani e le loro fragilità. Grazie, ringrazio tantissimo la dottoressa Moira Mascotto, direttrice Museo Gipsoteca Antonio Canova, ringrazio il professor Salvatore Auci, membro direttivo nazionale SNALS, Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola, grazie, c'è una telefonata, mi dicono, pronto? Pronto? Sì, prego. Mirella, sono Cristina, ciao. Ciao Cristina. E volevo dire, il signore che ha telefonato prima non è informato riguardo i ragazzi? Prego. Perché il nostro, che sta finendo la terza media, ogni sabato li portano 2 o 3 ore in giro per i vari dove possono prendere un domani insieme con i professori e con ragazzi che lavorano già in questi posti. Adesso non so dirti come si chiamano, comunque anche sabato 3 ore. No, ma vedi Cristina, Leone era quello che diceva quello che dici tu. Il problema è che non devo avere la fortuna di avere quell'insegnante, quel docente, quel percorso. Io devo avere quello che mi spetta di diritto, che è conoscere. E per conoscere determinate situazioni devo essere accompagnato. Non c'è niente da fare. Così funziona anche per la sicurezza, oltretutto, perché stiamo parlando di minori. E certo. qua va messo, ecco, perciò molto importante. Grazie Cristina, grazie ancora ai miei ospiti. Pubblicità. E vi presento subito altri 2 graditi ospiti. Abbiamo collegato con noi il professor Matteo Dominici, esperto in relazioni internazionali e sociologia del Mediterraneo. Buongiorno professore, buongiorno, che piacere averla buongiorno ospite. A lei. Buongiorno. E abbiamo anche collegato da Padova Antonio Bressa, assessore del comune di Padova. Poi vi dico le deleghe che ha Antonio Bressa. Intanto grazie, finalmente Bressa, finalmente arrivo prima dal Papa che agli assessori e al sindaco di Padova. Grazie veramente di essere qui. Allora io aprirei proprio, professor Dominici, con questo servizio che adesso vedremo. Andiamo proprio a Padova, Università Occupata Palestina. Andiamo a sentire. Siamo occupati perché pensiamo sia importantissimo per noi studenti e studentesse prendere le parti del popolo palestinese, perché non lo sta facendo l'università, non lo stanno facendo le istituzioni, continuiamo a bloccare quella che è il normale svolgimento delle nostre vite. Hanno occupato l'aula 9 del polo di lettere di via Beato Pellegrino a Padova una cinquantina di studenti legati al collettivo Catai che da ieri sera sono in assemblea per chiedere una ferma presa di posizione da parte dell'università. Non possiamo continuare le nostre vite normali e dobbiamo invece fermarci, parlare, mobilitarci, bloccare quello che sta succedendo in Palestina, bloccare il genocidio, bloccare la strage. L'appello alla pace che il Senato accademico ha deliberato negli scorsi giorni non convince gli attivisti che sollecitano una posizione più netta nei confronti dello Stato di Israele. Noi abbiamo chiesto una posizione chiara, non equivocabile come quella espressa fino ad ora, e cioè che bisogna stare dalla parte del popolo palestinese, bisogna stare dalla parte di chi in queste ore sta venendo bombardato, stanno venendo bombardati ospedali, stanno venendo bombardate le ambulanze, quindi noi pensiamo che di fronte a crimini del genere, con tra l'altro un'origine che è quella dello Stato di Israele, uno Stato coloniale, uno Stato fondato sulla violenza e sull'esproprio di terre ai palestinesi, pensiamo che sia da condannare incisivamente e non con un generico appello alla pace. Allora, professor Dominici, come commenta questo servizio e cosa ci dice, com'è la situazione del suo importante osservatorio? Perché veramente c'è una confusione globale. Prego.
Assolutamente, no, sulla confusione sono d'accordissimo. Oggi stiamo effettivamente assistendo a un cambiamento radicale negli scenari geopolitici non solo del Medio Oriente ma anche proprio a livello internazionale. Per la prima volta si può veramente assistere a un ricongiungimento, direi, di tutta la Umma, quindi la comunità musulmana, sciita come sunnita, l'abbiamo visto ieri durante il meeting che c'è stato nei paesi musulmani a Riyadh in Arabia Saudita, dove l'Iran si fa portavoce della causa palestinese. Quindi per la prima volta stiamo veramente assistendo a una riunificazione della Umma musulmana a favore, diciamo, a sostenimento di quello che sta subendo il popolo palestinese in questi giorni a Gaza e nella West Bank. D'altro canto, la cosa da cui è nato questa grande questa grande conseguenza che sta subendo il popolo palestinese dovuta a un atto terroristico sul quale non si può non condannare, che è stato l'intervento del 7 di ottobre del gruppo terrorista di Hamas, che ha messo a ferro e fuoco, come abbiamo potuto vedere, numerose vite in Israele e un governo, quello israeliano, in difficoltà prima del 7 ottobre, che oggi ha dimostrato veramente al mondo la sua, mi permette di dirlo, incompetenza o comunque il non saper reagire in un determinato modo a quello che ha subito. E dal nostro punto di vista, cioè io personalmente come esperto sulla questione del Medio Oriente e del Mediterraneo mi trovo a veramente dover portare un messaggio di pace e, come lo dicono anche le Nazioni Unite, di cessate il fuoco al momento, perché quello che sta facendo Israele, da un punto di vista pratico, posso intendere il fatto di dover sterminare, tra virgolette, cioè annientare un movimento come Hamas, ma il modo in cui lo sta facendo lo vedo un po' troppo estremo. È vero, però è anche vero che qualcuno si pone anche delle domande, professor Dominici. Sapevano benissimo questi terroristi, perché sono terroristi, quello che sarebbe successo dopo. Israele che non si sarebbe di sicuro seduta e avrebbe dialogato, questo si sapeva. Però qualcuno dice anche che dietro questi gruppi terroristici c'è un mondo diverso che ha pagato anche, che ha cercato di portare avanti questa distruzione totale del popolo della Palestina, perché qualcuno fa comodo questo, in un momento dove abbiamo queste guerre a macchia di leopardo, ma sempre per una questione di territorio, una questione di potere, perché non c'è niente altro sotto. Eppure mi viene in mente quel meraviglioso film nato il 4 luglio, dove vediamo la devastazione di questi ragazzi, 18enni, 16enni, 20enni, che vedono morire altri fratelli, altri giovani, le loro famiglie. E questa devastazione, questi traumi non si fermeranno mai. Non saranno più ragazzi normali, senza gambe, senza braccia, ecco, senza occhi, ciechi, di tutto e di più, perché questo è quello che fa la guerra, fanno le armi. Però a qualcuno interessa qualcos'altro, tanto vero che i capi sono al sicuro, non sono mai al fronte, non sono mai in combattimento, sono al sicuro da tutta un'altra parte. E qualcuno a questo non interessa la morte dei civili, perché il territorio, un territorio anche ricco, un territorio importante, non si può fare la divisione del territorio, bisogna averlo tutto, impossessarsi di tutto. Prego, professore, poi sentiamo anche Bressa. Guardi, la sua analisi, Mirella, è giustissima, purtroppo è la storia. Noi come occidentali non possiamo cancellare l'eccidio della comunità ebraica durante la seconda guerra mondiale, che ha dato là alla creazione, tramite i mandati che avevano i britannici e gli inglesi sulla Palestina e sul Libano, alla creazione di uno Stato di Israele nel 1948 dalla comunità internazionale, un po', mi viene da dire, per pulire la coscienza di aver chiuso gli occhi su uno sterminio di 6 milioni di ebrei. E da lì è poi difficile potersi, come dire, stupire del fatto che questa comunità ritornata sulla terra cosiddetta biblica, la terra delle tre religioni monoteiste,
si allarghi, tra virgolette, tra l'altro lo faccia anche con la forza. E non dimentichiamo che il movimento di Hamas in realtà, come successe poi anche in Afghanistan per esempio, quando i talebani furono, tra virgolette, creati e finanziati dagli americani nel conflitto della guerra fredda per contrastare i sovietici, la stessa cosa viene vista un po' con Hamas, che è stata un pochino all'inizio foraggiata da Israele, da Netanyahu in particolare anche, per mettere in difficoltà cioè la contrastante del Fatah, che si sta in Cisgiordania e nel West Bank, e mettere anche un po' in difficoltà la FP per, come lo diceva giustamente lei Mirella, la questione territoriale, di, come dire, mettere in difficoltà internamente le congiunture politiche palestinesi per poter magari allargarsi un po' di più. E oggi assistiamo a qualcosa che in geopolitica si chiama un cigno nero, tra virgolette un avvenimento difficilmente prevedibile, anche se secondo me a un certo punto doveva capitare. È chiaro che gli scenari geopolitici internazionali sono più che mai condannati a un cambiamento radicale. Allora sentiamo anche come commenta anche Antonio Bressa, assessore comune di Padova, tante deleghe, attività produttive, commercio, marketing territoriale, tributi, polo catastale, grandi eventi, politiche per la tutela del consumatore, arredo urbano, verde, parchi, agricoltura, edilizia privata. Le ho detto tutte. Perché ho detto questo? Perché Bressa forse non riusciamo a capire che il giorno è fatto di 24 ore, abbiamo al governo, abbiamo nelle amministrazioni persone che sono persone con due occhi, un naso e una bocca e un cervello e un cuore. Ma come fa a seguire tutto Bressa? Perché poi diciamo, ma i cittadini fanno fatica ad ottenere risposta. Ma sì, ma se graviamo un assessore con tutte queste popò di robe qua, io non so quando mai i cittadini avranno risposta. Oppure è così bravo Bressa, perché a parte che è una bravissima persona, lo dico qui davanti alle telecamere, e voi sapete che quando io devo dire le cose le dico, perché veramente sta cercando di portare avanti temi importanti, temi che riguardano la società, non c'è niente da fare. Tutto quello che ho elencato è quello che avremo bisogno adesso come risposta, perché anche noi stiamo facendo la guerra, perché siamo riusciti a mettere i poveri contro i poveri e l'unica porta che possiamo bussare è la porta del comune, del sindaco, dell'assessore. Prego Bressa. Sì, grazie Mirella. Sì, devo dire che è impegnativo, però ci dobbiamo basare su un sistema di collaboratori, di deleghe. Alla fine il comune fa tanto grazie non solo alla giunta ma soprattutto a tutti i collaboratori, dirigenti, funzionari, e quindi insomma, l'importante è collaborare per dare risposte ai cittadini, perché se anche non riescono a parlare direttamente con me devono comunque avere una risposta puntuale su tutte le questioni che portano, però qua le porte sono sempre spalancate. La situazione in Medio Oriente, tra Israele e Palestina, ovviamente preoccupa anche noi. La città di Padova è una città che è sempre stata molto attenta anche alle dinamiche internazionali, per la presenza dell'università, per la presenza di movimenti studenteschi, ma proprio perché è una città che è stata aperta al mondo fin dal Medioevo in poi. E ci stiamo interrogando su una situazione molto, molto complessa. Auspichiamo che si arrivi presto a un cessate il fuoco, perché effettivamente le immagini che vediamo in questo momento sono immagini terribili. Dobbiamo cercare di arginare la violenza ed evitare che questa reazione che è in corso dopo gli eventi del 7 ottobre porti da un lato chiaramente a ripristinare una situazione di controllo rispetto a quelli che sono stati attacchi terroristici del 7 ottobre, però evitare che dall'altro crei le condizioni perché la spirale di violenza non termini. Il problema è che abbiamo da un lato e dall'altro comportamenti e azioni che sono quelle che fanno sì che la spirale di violenza non si fermi. Invece bisogna mettere uno stop, tirare una riga e riportare in un contesto di legalità e di rapporto di dialogo queste due realtà, che hanno bisogno da un lato di poter contare sulla difesa dei propri confini e dall'altro di avere la dignità di essere uno Stato. Però Bressa, io continuo a dire che forse non riusciamo a capire
i bisogni veramente che hanno le persone. Non parlo di cittadini, parlo di persone in generale. Nel senso, adesso si digitalizza perché il PNRR è molto chiaro, bisogna fare questo. Ma io ho bisogno di dare servizi all'anziano, ho bisogno di dare una risposta veramente dove lo aiuti sia economicamente ma come servizio alla persona di fare una vita migliore, perché non ci siamo. Non è che posso digitalizzare diversamente giovane perché fino adesso non l'ho accompagnato in questo e non è che in pochi mesi riesco a fargli fare chissà cosa per diventare autonomo ed avere questi strumenti infernali che abbiamo tutti, forse se facciamo un passo indietro, per migliorare la sua qualità di vita. Io continuo a capire che forse non riusciamo a capire, pensiamo solo di spendere i soldi, mi hanno detto di fare così per progetti così, allora faccio così. Ma non è questo che vuole diversamente i giovani, il fragile. Il fragile ha bisogno veramente di un supporto diverso, che non è la digitalizzazione che viene data in questo momento e che tutti stanno cercando di dare e di fare. Cosa ne pensa, Assessore? Penso che la digitalizzazione sia in realtà un'opportunità importante di semplificazione, di snellimento. È, come dire, l'orizzonte nel quale dobbiamo muoverci tutti per rendere più efficiente la pubblica amministrazione. Dopodiché a volte dobbiamo considerare il fatto che può essere una complicazione per chi non ha dimestichezza con l'utilizzo del computer, e in ogni caso la digitalizzazione non può andare a togliere quegli spazi anche di relazioni umane che sono necessarie. Infatti noi come Comune di Padova abbiamo un piano, diciamo, di diffusione dei servizi all'interno della città di Padova, secondo un'idea per cui tutti debbano trovare a disposizione i servizi comunali in un raggio di 15 minuti spostandosi a piedi dalla propria abitazione. E questo vuol dire che in ogni quartiere deve esserci un centro civico, un luogo di incontro, un luogo dove magari si fa anche la pratica digitale, ma la si fa perché c'è una persona che ti accompagna e ti aiuta a comprendere come si fa SPID, come si entra dentro i siti istituzionali, e allora abbiniamo quella efficacia che ci porta la digitalizzazione con quell'umanità che in un ufficio aperto anche le persone anziane possono dare. Allora, professora Dominici, quello che però non riusciamo a capire, ecco, questa nuova forma digitale però che permette a molti ragazzi, a molte popolazioni, ecco, di farci conoscere anche qual è la realtà. C'è una medaglia negativa e una medaglia positiva, perché riusciamo a vedere realmente quello che può capitare. Cioè la tecnologia va combattuta ma va anche apprezzata, perché in un momento anche particolare può essere di un'utilità unica. Invece hanno fatto tutto un grande minestrone. Chi ha imparato, chi riesce a farlo e gli altri vengono messi da una parte. Però i giovani stanno cercando anche di far capire i valori che sono diversi, i valori che hanno, e il valore soprattutto per loro è l'ambiente. Questo giovane che si espone per un ambiente migliore, avete sentito anche le interviste che abbiamo sentito e fatto a Padova, lui parla di libertà, parla di amore, parla di pace. Prego, professore. Ma la raggiungo su tutta la linea, Mirella. Oggi la digitalizzazione effettivamente, come diceva l'assessore, è sicuramente importante per i giovani, e io lo vivo qui anche in Marocco, no? Che è un paese in grandissima espansione anche da un punto di vista digitale, o in Africa, e diciamo in questi contesti qua dove c'è una ricerca di sviluppo sempre maggiore, diventa effettivamente una possibilità anche per aprirsi, come diceva lei, Mirella, al mondo. Bisogna riuscire a trovare la giusta congiuntura tra salvaguardia, cioè aumento della digitalizzazione, salvaguardia del rapporto umano, che è poi quello fondamentale, perché non è che la digitalizzazione deve cambiare l'aspetto sociale, perché altrimenti non avrebbe nessun senso, e salvaguardare anche l'ambiente, perché sappiamo che oggi, ad esempio, tra i più grandi inquinatori vi sono numerose firme, aziende di tecnologia, che hanno bisogno di quantitativi impressionanti di energia per far lavorare i processori, e quindi emissioni di CO2 enormi.
Quindi sì, diciamo che oggi abbiamo, come giovani generazioni, vi sono molte difficoltà da affrontare, però penso che giustamente, come lo diceva lei Mirella, il messaggio di questa giovane generazione, quindi di pace, di ricerca ancora di una soluzione, diciamo, a queste difficoltà, a queste guerre, sia sicuramente un messaggio positivo. Però, professor Dominici, ho avuto adesso il professor Salvatore Auci, dove ha detto che hanno smembrato la scuola. Non è più una scuola che corrisponde ai bisogni che hanno i ragazzi, che hanno le persone, che hanno anche gli insegnanti. È stata smembrata e quello che veramente serve non si può fare perché non si è investito. Lei cosa ne pensa? Ma questo giovane ha bisogno di imparare perché, come ho detto prima, un giovane vive 24 ore la giornata, 4 ore sono a scuola e le altre 20 cosa faccio? Chi sono? Dove vado? Che opportunità ho? Ecco, e molti vanno all'estero perché qui non ritrovano risposte. Allora noi li insegniamo perché abbiamo le migliori università dette da tutti, li formiamo anche molto bene, ma poi li perdiamo perché vanno all'estero. Ad esempio anche in Marocco. Io ho sentito addirittura il dottor Pavan dell'RSA, dell'ISRA, che ha detto che stanno cercando di fare delle RSA in Marocco perché qua non ce la fanno più, perché non abbiamo i posti, non abbiamo le persone che si occupano di questi diversamente giovani. C'è tutto un mondo in sobbuglio, ma poi penso che abbiamo 7.000 ville venete chiuse, la maggior parte diroccate, e non abbiamo stanze per gli studenti, non abbiamo i posti per le persone diversamente giovani e andiamo in Marocco a costruire allora qualcosa che qua non c'è. Prego, professore. Mirella, lì purtroppo siamo di fronte a una direi di valori non solo istituzionali ma anche proprio sociali. E oggi effettivamente sì, io ad esempio in giovane età feci il liceo classico, oggi vedere che il liceo classico è il liceo meno frequentato d'Italia mi fa un po' male, perché effettivamente era un liceo che formava, diciamo, a un'ampia conoscenza di quella che era la storia del nostro paese. Oggi non gliene importa più a nessuno. E lì purtroppo effettivamente la res publica, e penso che l'assessore lo sappia molto meglio di me, è lei che deve dare una risposta, penso, in primis ai cittadini e quindi a tutte le giovani generazioni, che sono poi quelle più confrontate, penso, a queste difficoltà. Chiaramente il poter investire maggiormente sulla formazione, sull'accademico, sulla scuola pubblica, perché abbiamo ancora questa fortuna di essere un sistema pubblico, sugli ospedali, quindi sulla sanità, cioè sono quelle che hanno fatto dell'Italia il suo grande riconoscimento internazionale. Oggi vederle così in difficoltà, in quanto italiano, mi fa male effettivamente. Sentiamo come commenta l'assessore Bressa. Prego, assessore. Beh, stiamo toccando tanti temi diversi, quindi se vogliamo concentrarci sulla questione della formazione, noi abbiamo bisogno in questo paese di allineare il più possibile quello che è il sistema formativo al sistema professionale, quindi diciamo al mondo del lavoro. È una grande questione che viene dibattuta da tanto tempo, però ancora probabilmente non siamo arrivati a avvicinare sufficientemente la domanda e offerta. Noi abbiamo in questo momento tantissime aziende che hanno bisogno di personale formato e non riescono a reperirlo nel mercato del lavoro, quindi tanti giovani che magari invece cercano un'occupazione e fanno fatica a trovarla. Questo vuol dire che dobbiamo allineare meglio il sistema formativo a quello della reale mercato occupazionale. Per esempio lo strumento degli istituti supertecnici, cioè sono degli istituti di formazione tecnica dove intervengono anche le aziende direttamente nel finanziamento di questi istituti, si sono rivelati uno strumento formidabile, perché permettono ai ragazzi di entrare direttamente in contatto con quelle che sono le realtà che poi possono assumerli. Quindi penso che sia necessario lavorare in questa direzione. Però, assessore, quello che preoccupa è che questi giovani non hanno risposte, perché lei ha detto noi cerchiamo di dare anche delle risposte, ma poi se ne vanno.
e non se ne vanno perché non hanno imparato, non sanno cosa fare o non trovano lavoro, perché non sono pagati e non sono più i giovani di una volta che per poche lire o per pochi euro mettono a disposizione tutti i loro studi e il loro tempo. Loro vogliono avere il rispetto e la dignità che hanno dopo anche tanti anni di studio. Non è possibile che qui un ragazzo, un laureato, ma veramente anche con una professionalità incredibile, vada a casa con 2.000 euro, l'hanno detto qua gli ospiti il sabato che ho avuto, e in Germania gliene offrono 7.000. Capisce che questo ragazzo fa fatica a dire ma perché io devo stare qua quando come esco mi offrono veramente delle opportunità incredibili. Come mi meraviglio come i grandi imprenditori che abbiamo non riescono a capire che bisogna investire sulla persona. Ecco, l'ha fatto solo una persona, il grande Del Vecchio, che poi quando è morto non ho visto neppure la politica andare a onorare questa figura onorata nel mondo, che investiva nella persona. Lui non dava chiacchiere, aveva capito che i suoi operai avevano bisogno di avere degli stipendi più alti, perciò investiva, dava dei premi in denaro perché sapeva che la vita comportava questo. Ma questo non si fa. Io adesso sento imprenditori che continuano a insistere sulla pista da bob. A chi servirà per 15 giorni questa pista da bob e questi 200 milioni in tasca di pochi a discapito di molti che non hanno risposte? Lo sta dicendo anche lei. Ecco, sono tanti i problemi che abbiamo, ma li abbiamo noi, assessore, dobbiamo parlarne perché sono tanti i temi che ci riguardano e che non abbiamo risposte. Noi deleghiamo la politica, ma la politica deve anche dare delle risposte immediate. Non si può sempre passare il cerino e aspettare. Abbiamo la povertà che sta crescendo in maniera incredibile. Anzi, andiamo a vedere anche questo servizio, bilancio sociale proprio a Padova, cucine popolari. Andiamo a sentire. Ci sono o anziani, ecco, che questo è uno dei nostri temi forti, no? L'età anziana, e che poi c'è una solitudine perché non c'è una rete, quindi che vengono qua anche semplicemente per parlare con l'operatore, per parlare con il volontario. Ci sono persone dai 40-50 anni che entrano e escono dalle comunità, che non ce la fanno ad uscire, perché non è che non vogliono, non ce la fanno ad uscire. Ci sono per fortuna pochi, ma ci sono ancora giovani che hanno problemi di tossicodipendenza. Questo è l'identikit degli italiani che usufruiscono delle cucine economiche popolari di via Tommaseo. Lo traccia suor Albina Zandonà, che delle cucine è direttrice. Gli italiani sono il 12% degli ospiti delle cucine. Questo lo spaccato che emerge dal bilancio sociale del 2022. 12% sono italiani, quindi anche accogliere e vedere, è una persona che sta facendo servizio adesso qui alle cucine attraverso il progetto del PUC. Lui ha detto: io avevo una vita normale e sono scivolato perché ho perso lavoro, perché così, quindi arrivo a capire molto bene le persone che vengono alle cucine, perché è facile scivolare, magari uno dice a me non toccherà mai, no? Perché secondo me anche le persone non entrano alle cucine oppure ci guardano, no, perché fa paura la povertà, perché inconsciamente magari uno dice può succedere anche a me, no? Però il fatto di dire vabbè, ma si può scivolare ma si può anche rialzarsi, se trovo un ambiente che in quel momento mi accoglie, poi mi aiuta a riprendere, ma ci vogliono questi ambienti che accolgono nel momento del bisogno. Un anno importante il 2022, in cui si celebravano i 140 anni dalla fondazione delle cucine, una realtà che da sempre interagisce con la città di Padova. Le cucine però a breve cambieranno volto, approfittando dei fondi messi a disposizione del PNRR. Infatti saranno ristrutturati gli stabili della canonica del Tempio della Pace, migliorando e incrementando il servizio. Non vogliamo che sia solo un trasloco, un passaggio di muri, ma vogliamo che sia un'innovazione sociale, capire come migliorare i servizi, e lo faremo attraverso l'ascolto degli ospiti. Dedicheremo proprio un tempo per ascoltarli, incontrare, e che siano loro a dirci di che cosa hanno veramente bisogno, quali sono le loro reali necessità e le loro priorità. Ecco, avete capito, eravamo il bilancio 2022, nel 2023 sono aumentati i banchi alimentari perché c'è una domanda e una povertà che fa impressione. Assessore, come commenta, prego? Ma io penso che in realtà in questo momento in Veneto, per ritornare un po' alla situazione generale,
Non abbiamo un grosso problema di occupazione, perché in questo momento, dicevo, il problema delle imprese è trovare le persone. Quindi se si cerca il lavoro sostanzialmente si riesce a trovarlo. Abbiamo un problema però di condizioni di questo lavoro, come giustamente ricordavi anche te, perché spesso non è pagato sufficientemente, e anche un lavoro con le condizioni, diciamo, retributive previste dai contratti collettivi nazionali oggi rischia di essere un lavoro che non permette di avere un tenore di vita sufficientemente agevole. Questo perché con l'aumento dei costi generali dell'energia, dell'inflazione che sta aumentando il costo del carrello della spesa, con i mutui che, se sono variabili, hanno visto una crescita elevatissima. Se questo lo mettiamo insieme anche a un mercato immobiliare che ha una carenza di offerta rispetto alla domanda di alloggi, questo lo vediamo anche a Padova tutti i giorni, e che sta portando all'aumento degli affitti, capiamo che se una famiglia ha magari anche qualche bambino o figlia a carico e si trova ad avere uno stipendio che viene mangiato da tutte queste spese fisse, ci troviamo in situazioni in cui anche chi potenzialmente poteva apparire fino a qualche anno fa una famiglia in grado di arrivare alla fine del mese, oggi si trova in reale difficoltà. Basta che poi succeda qualcosa in più, un evento come può essere un divorzio, un problema di salute, un qualsiasi evento che porta a una incidenza economica imprevista, e ci troviamo persone che non ci saremmo mai aspettate ad andare alle cucine popolari in situazioni di questo tipo, dove almeno per fortuna ci sono realtà veramente meritevoli che ci permettono di dare un pasto caldo e dare, diciamo, anche un po' di calore umano per non sentirsi del tutto soli. Allora andiamo a vedere anche il terremoto, andiamo a Vicenza, terremoto Marocco, e poi lo commentiamo col nostro ospite che è il professor Matteo Dominici, e capiamo com'è la situazione adesso. Andiamo a vedere. Macerie, distruzione, morte. Si scava a mani nude, senza sosta, nel Marocco devastato dal terremoto. È una corsa contro il tempo per salvare chi, dopo tante ore, resiste sotto alle rovine di interi paesi rasi al suolo dalle onde sismiche. Il bilancio delle vittime è in continuo aggiornamento, più di 2000 persone, numeri tragici. Il terremoto col suo dramma è arrivato in tutto il mondo, anche nel Vicentino, dove tanti cittadini sono legati al Marocco. È emblematico il caso del sindaco di Malo, Moreno Marsetti, che nel paese nordafricano ha diversi parenti. L'allarme per quanto riguarda i miei familiari è rientrato fortunatamente quasi subito, una volta presi i contatti con loro nelle zone colpite dal terremoto. Anche nel Vicentino si è messa in moto la macchina degli aiuti nelle zone terremotate, dove c'è bisogno di tutto, a cominciare dai beni di prima necessità. Mi sto attivando per capire come far arrivare beni di prima necessità alle persone e alle comunità colpite dal terremoto, in modo da dare un aiuto concreto in questo momento difficile che vede colpite tantissime persone in quelle località. Allora, professor Dominici, ci racconti un po' la situazione, perché tutto viene e tutto passa, qui non si sente più parlare di niente, solo di questa guerra Palestina, ecco, e Egitto, ma soprattutto noi invece cerchiamo di capire invece che sono tante guerre, c'è anche la guerra della povertà, la guerra della solitudine, che sono devastanti. Forse qualcuno dice meglio morire che vivere, come le telefonate che ricevo. Prego, professore. Ma è sempre meglio vivere, credo, che morire, anche se immagino vi sia effettivamente una grossa difficoltà a livello internazionale. Non dimentichiamo che stiamo vivendo due conflitti nello stesso tempo, quindi Russia-Ucraina, Palestina e Israele, più tutte le altre guerre di cui probabilmente non sappiamo perché l'opinione pubblica non vuole divulgarle. Per quello che concerne il Marocco, sul terremoto, forse è una dimostrazione dell'aspetto legato al cambiamento climatico, anche se il terremoto in teoria non si potrebbe, come dire, riavvicinare troppo a questa dinamica qua, però io penso che quella possa avere sicuramente una
una causa in un qualche modo. Quello che stiamo vivendo adesso è la fase forse più difficile per un certo tipo di evento, e in Italia siamo abituati a questo tipo di eventi catastrofici, è la fase della ricostruzione e del dopo, perché il Marocco effettivamente durante le prime 2 o 3 settimane ha dato dimostrazione di quanto potesse essere solidale a livello interno e quanto potesse avere un peso anche geopolitico a livello internazionale, per quanto si è parlato dell'aspetto legato al terremoto. Poi, come ogni evento, viene effettivamente, come dire, rimpiazzato da un evento un po' più grande o più importante, e oggi non se ne parla più troppo. Quello che sto vedendo io, perché sono adesso a Rabat in questo periodo, è che stanno gestendo al momento la fase della ricostruzione, che poi forse è la fase più complessa, perché bisogna rimettere in sesto tutto quello che è andato distrutto, compreso l'aspetto anche umano, quindi queste vite che non vi sono più, e quindi l'aspetto magari legato alle comunità. Però sta facendo un lavoro mi abbastanza scusi, ma come importante. si sta muovendo la geopolitica? Perché è importante, perché sono territori veramente devastati, non si potrà ricostruire in poco tempo tutto quello che è successo, e la gente dovrà pur vivere, dovrà pur avere delle risposte, ma mi sembra che stiamo andando tutto da un'altra parte, o sbaglio? No, non sbaglio, cioè lì è molto complicato. Diciamo che le comunità delle zone che sono state impattate da questo terremoto erano già, tra virgolette, comunità che vivevano al di fuori del Marocco che vediamo noi oggi, di questo Marocco turistico, di questo Marocco in sviluppo, perché erano comunità ai margini della società, tra virgolette, proprio per l'arretratezza geografica delle posizioni dove stavano queste. Quindi erano al di fuori dei circuiti turistici di Marrakech, quindi erano già comunità, tra virgolette, confrontate con una povertà importante, e chiaramente oggi lo sono ancora di più. E quindi è qui dove si fa difficile la fase della ricostruzione, perché non solo bisogna ridare un tetto a queste comunità, ma ridare una speranza per un futuro, e penso soprattutto ai giovani. Pensiamo che l'età media in Marocco è sui 27 anni, quindi possiamo capire che stiamo andando avanti su un paese che ha molta forza demograficamente giovane, che quindi bisogna dargli una risposta e soprattutto potergli offrire un futuro. E lì ci riaffacciamo effettivamente alle dinamiche. Però, professor Dominici, mi sembra che qua integrare si fa fatica, non si vuole. Noi sentiamo industriali, ma di tutto e di più, che cercano persone. Queste persone potremmo anche impiegarle, perché non è vero che non sanno fare niente. Dobbiamo forse inserirli in un contesto diverso di lavoro, ma sanno lavorare con dei fisici eccezionali. Eppure non si fa. Si lasciano per 18 mesi a non far niente, e soprattutto non capire l'importanza della persona che può dare una mano a questi paesi per svilupparsi, perché siamo in un momento veramente, noi poi con la denatalità stiamo sentendo delle conseguenze pazzesche, ma non si vuole aprirsi, non si vuole accogliere, sono tutti delinquenti, sono tutti spacciatori, perché questi sono i messaggi che sono passati. Bisogna chiuderci sempre di più. Prego, si potrà andare avanti così? Prego, professore. No, non si potrà andare avanti così. A un certo punto bisognerà ritornare a un aspetto legato all'inclusione. La problematica spesso è un po' l'ignoranza, l'ignorare il prossimo, non aver potuto magari o non aver voluto andare a vedere come si vive altrove, e quindi capire le civiltà fondamentalmente, o gli altri paesi, gli altri popoli, e quindi confrontarci con queste persone. E quello è un grandissimo peccato, che le giovani generazioni possano vivere in un ambiente un po' più inclusivo, e oggi non credo che soluzioni, tra virgolette, della politica come quella che abbiamo visto 2 o 3 giorni fa in Albania, questa storia che è uscita, mi sembrano, come dire, mettere un po' la polvere sotto il tappetino di casa, se si può dire, anche se non è. Sì, ma noi siamo pieni di polvere sotto quel tappeto non ce la fa più a nascondere tutta la polvere. Sbattuto. Un certo momento questo tappeto bisognerà pur toglierlo, se vogliamo guardare in faccia la realtà e cercare di migliorare. Prego, professore. E quello purtroppo si fa, anzi purtroppo, per fortuna si fa unicamente con l'aspetto educativo. Bisogna reinvestire sull'educazione, quindi sull'educazione, come lo diceva giustamente l'assessore, formazione, università, riapertura proprio aprire anche
anche all'interazione con col bacino mediterraneo e poi a susseguire indubbiamente con l'Africa, come abbiamo sempre fatto storicamente. Cioè noi siamo un paese, l'Italia, che storicamente e geograficamente è posizionato tra tutti i flussi migratori al mondo, quindi dobbiamo prendere l'aspetto positivo di questa nostra posizione geografica e soprattutto della storia dell'Italia, di un paese che ha sempre migrato e quindi ha sempre dovuto trovar lungo. Memore di queste cose dovrebbe oggi permettere, tra virgolette, di fare una forza sull'inclusività, che altri paesi non hanno, perché Francia o Inghilterra loro hanno sempre colonizzato, quindi con la forza. Noi in realtà potremmo giocare su questo soft power, chiamiamolo, che sarebbe fondamentale per il futuro della nostra bella Italia. Professor Domenici, come finiranno queste guerre, quelle che conosciamo di più, perché come dice lei non c'è un'informazione corretta, ce ne sono diverse a macchia di leopardo, come dice il nostro Papa Francesco, soprattutto questa guerra tra Russia e Ucraina, questa guerra appunto tra questo popolo dell'Egitto e questo popolo palestinese. Ecco, come vede lei? Cosa succederà secondo lei? Ho paura che le prossime guerre saranno quelle climatiche e quindi saremo confrontati sempre a guerre più numerose. Quelle che chiaramente oggi sono più visibili perché sono quelle che stanno destabilizzando, perché non dimentichiamo che quello che stiamo affrontando oggi da un punto di vista proprio anche economico, come diceva giustamente l'assessore prima, sull'inflazione o sul prezzo del carburante, queste cose qua sono determinate dal fatto che stiamo affrontando due conflitti in due zone geografiche e geopolitiche strategiche importantissime e che stanno mettendo anche alla prova la tenuta dell'Unione Europea, che è questo grande progetto che però bisogna capire come andrà avanti. Il mio è un messaggio sempre di speranza, perché adesso poter dire come finiranno è molto complicato. Mi auguro che le giovani generazioni non compiano gli errori delle generazioni passate, che quindi sia appunto più conoscenza del prossimo, più conoscenza del valore umano, che non si venga obnubilati dall'interno della tecnologia, dimenticando poi che quello che fa veramente il nucleo della società è l'uomo e l'umano, e quindi si possa ricominciare a interagire tra di noi, tra esseri umani. Io penso che sia una cosa fondamentale. Professore. Oggi. Allora sentiamo Antonio, poi andiamo da Antonio Bressa, l'assessore di Padova. Prego Antonio. Sì, pronto, buongiorno Mirella e buongiorno anche agli ospiti. Ecco. Buongiorno. Buongiorno. Aspetti che sistemo. Ecco, io Mirella sto sentendo il discorso che non ci sono giovani perché le ditte cercano giovani. Ma per me i giovani sono tutti a scuola, perché io quando iniziai a lavorare avevo 15 anni, io finì la terza media andavo a lavorare, ma è logico, anche perché ho fatto fatica a fare la terza media, a forza di calcio nel sedere ho fatto le 3 medie, Mirella, ma non ero buono di studiare, inutile che mi tieni a scuola fino a 18 anni, mi fai andare anche alle superiori, se non voglio andare a lavorare. E difatti iniziai a fare ingranaggi a 16 anni. A 16 anni operavo su macchine meccaniche, che facevo ingranaggi per una ditta che faceva macchinari per le corde per i militari. Ma io dico, ma se io iniziavo a lavorare a 18 anni, forse non ero in grado di imparare, perché tu con la mente fresca che hai a 16-17 anni impari tante cose. No, devi studiare. E adesso ci lamentiamo perché le ditte non hanno giovani che vanno a lavorare. Ma quando io ho 18 anni che sono diplomato, cosa vado a fare? Meccanico? No. Ecco la politica italiana, il governo, i nostri sapientoni, perché vorrei chiedere ai nostri sapientoni, sono mai stati giovani? Sanno cosa vuol dire avere 14-15 anni? Perché non hai aspirazione, però hai il cervello libero che ti impari qualsiasi mestiere, Dio santo, invece che dire che obblighi la gente ad andare a scuola. La mia amica qua di fianco che fa il liceo, che fa la ragioneria, il 50% bocciati. Perché la gente non ha voglia di studiare, Dio santo. No, tu devi studiare. E poi le ditte non hanno operai da fare pezzi.
Io ero già operaio a 17 anni, ha capito Mirella? E questo è il nostro sistema politico, che vogliono agevolare le scuole, i professori hanno bisogno di lavorare e tutti quanti hanno andare a scuola. Ma non è vero niente. La libertà è che io posso fare quello che voglio, non che tu mi imponi di andare a scuola, e logicamente che adesso praticamente tu vai a comprare i libri, ogni anno cambiano i libri ogni anno. Sicché quelle famiglie che hanno 2 o 3 figli, ma come fanno a mantenere i figli di 18 anni a mandarli a scuola? Mirella, è tutto sbagliato, dico la verità. I nostri sapientoni a Roma non ne hanno fatta una giusta, e ne stanno facendo adesso giuste. No, fanno delle cappelle una dietro l'altro. E mi vergogno a dire di essere in questo stato, ma purtroppo, per fortuna, lo sono. Buongiorno e grazie. Grazie Antonio, lo studio è fondamentale, Antonio, è determinante, ti fa aprire la mente, puoi fare tutto se vuoi, ma studiare è importante, imparare, ripeto, guai se non si facesse questo. Allora Antonio Bressa, come ci saluta e cosa vuole dire? No, allora, brava Mirella a ricordare quanto sia importante la formazione e lo studio, perché ci rende non solo lavoratori migliori, ma anche cittadini e persone migliori. E poi in questo momento abbiamo giovani che, per fortuna, io dico, hanno anche delle ambizioni, delle aspirazioni che sono importanti. Sanno di essere preziosi per il mercato del lavoro, anche perché di giovani ce ne sono di meno rispetto a quelli che ce n'erano una volta, perché è una questione proprio puramente demografica. Conoscono il proprio valore e quindi quando si affacciano al mercato del lavoro chiedono anche di poter fare una vita che gli consenta di avere dei margini di tempo libero, una retribuzione adeguata, e secondo me fanno anche bene a fare così. Quindi dobbiamo pensare come nobilitare il lavoro, come renderlo umano, come conciliarlo con i tempi della famiglia, come fare in modo che sia pienamente soddisfacente. E questo è l'impegno che devono avere le istituzioni. Qua a Padova cerchiamo, ovviamente nella dimensione dell'amministrazione comunale, di lavorare in questa direzione. Lo facciamo con un ottimo rapporto con le associazioni di categoria, i sindacati, e si cerca nel nostro piccolo di remare in questo senso. Quindi l'invito che faccio è quello di cercare di raccogliere l'afflato che hanno questi ragazzi e di impegnarci tutti a sistemare questo sistema di sviluppo e produttivo, per fare in modo che sia in grado di continuare a crescere come ha fatto nel corso di questi decenni nel nord-est in maniera importante, ma farlo con un nuovo approccio, che è quello che ci può dare un futuro, cioè l'approccio in cui si sta bene in azienda perché si sta bene nella vita, con una soddisfazione retributiva del proprio percorso professionale. Però, Assessore, può un paese, anche il nostro territorio, reggere ormai sul mondo del volontariato, sull'associazionismo che sta mettendo le pezze dove la politica non è riuscita a metterle, ma soprattutto che con questa burocrazia lo stanno decimando? Ecco, cosa si farà se perdiamo anche questo cuore pulsante che è il mondo del volontariato, per questa utopia che non si riesce a capire l'importanza del volontario? Ecco, avremo forse solo le multinazionali del volontariato? Prego, Assessore. Ma il volontariato è fondamentale perché dà il senso di una coesione della società, di un servizio anche, diciamo, gratuito che viene reso per aiutare chi è in difficoltà. La politica deve sostenere il più possibile questo tessuto, ma io penso non lasciare solo allo spirito, diciamo, volontaristico l'aiuto rispetto a chi è in difficoltà. Si è introdotto il reddito di cittadinanza e si sono levati gli scudi rispetto a questo strumento perché sarebbe stato semplicemente solo utilizzato da persone che se ne volevano approfittare. È chiaro che ci sono stati questi casi, ma io penso che non possa esserci un paese civile nel quale non c'è uno strumento universalistico di sostegno alle persone che hanno più bisogno. Quindi bene tutte le realtà private e volontaristiche che sostengono chi è in difficoltà, ma uno Stato degno di questo nome deve avere uno strumento
che si chiami reddito di cittadinanza, reddito di inclusione o come adesso lo vuole chiamare il nuovo governo, ma che dà una possibilità, ovviamente con tutti i controlli del caso, alle persone di rimettersi nel mercato del lavoro e poi trovare quella soddisfazione di cui parlavo prima proprio attraverso una professione. Però di questo c'è assolutamente bisogno. Grazie Antonio Bressa, assessore comune di Padova con tante deleghe. Grazie al professor Matteo Dominici che è collegato con noi da Rabat in Marocco, esperto in relazioni internazionali e sociologia del Mediterraneo. Grazie di essere state ospiti. Pubblicità. Grazie Mirella. 86.901 vaccini è il numero di dosi contro l'influenza somministrate dal 16 ottobre a oggi nella provincia di Padova. Di queste, l'85% sono state fatte dai medici di medicina generale, un vero e proprio boom che i sanitari considerano un buon segnale di consapevolezza nella popolazione. La cosa che ci rende molto orgogliosi come ordine dei medici è che tutte le polemiche di questi anni, tutte le polemiche antivacciniste, le posizioni anche dure che l'ordine ha preso in questo periodo hanno garantito presso i cittadini, hanno contribuito a dare ai cittadini la sicurezza che quello a cui si sottopongono è un trattamento di medicina preventiva, di abbattimento dei rischi per la salute. Hanno toccato quota 50.000 anche i richiami della vaccinazione contro il Covid, dato che 6 pazienti su 10 quando fanno il vaccino influenzale chiedono anche quello per il coronavirus. La gente ha capito che il richiamo del vaccino Covid è un sistema protettivo, è un sistema che aiuta a superare la crisi, che non è più una pandemia, ma è praticamente qualcosa con cui conviveremo per il futuro e che dà la possibilità di essere protetti come tutti gli altri vaccini da patologie ingravescenti rispetto soprattutto all'essere pazienti fragili, pazienti con problematiche che in caso di infezione, quindi non vale solo per il Covid, vale per l'influenza, vale per lo pneumococco, avete sentito la campagna che si sta facendo anche per lo pneumococco, proteggono la salute della gente. Controllate in questo momento le potenziali complicazioni nonostante la diffusione del virus, cosa che accade da anni ormai anche per l'influenza. L'influenza normalmente porta in Italia tra i 7 e i 10.000 morti all'anno, da sempre, nonostante i vaccini, perché chiaramente ci sono persone o fragili che non si vaccinano o talmente fragili che l'influenza contribuisce a far esplodere quelle fragilità. Questo è un dato di fatto, ma se non ci fosse la vaccinazione antinfluenzale sarebbero molti e molti di più. Allora, avete capito l'importanza della vaccinazione, poi ognuno a casa fa le proprie riflessioni, decide di fare quello che vuole, ma non è solo importante capire l'importanza della vaccinazione, ma anche mangiare bene, nutrirsi bene, stare in salute. Ne parleremo questa mattina con 2 ospiti che ringrazio. Abbiamo in presenza il dottor Zeno Giuseppe Vignola, medico di medicina generale. Grazie dottor Vignola di essere qui. Saluto anche da Padova collegata la dottoressa Stefania Tessari, direttore medico servizio igiene, alimenti e nutrizione ULSS 6 Euganea. Grazie anche a lei dottoressa di essere qui. Allora io partirei proprio da lei dottoressa, mangiar bene, bisogna mangiar bene, ma mangiar bene costa anche a volte, questi pochi soldi che si hanno nelle tasche, specialmente i diversamente giovani o i fragili ne risentono tantissimo. Cosa vuol dire nutrirsi bene in un periodo veramente dove queste persone hanno difficoltà anche a prendere del latte delle volte? Io ho un banco alimentare, perciò parlo di questo. Prego. Buongiorno. Allora, per quanto riguarda l'alimentazione sana, dobbiamo fare riferimento ad un'alimentazione di tipo mediterraneo. Questo significa mangiare bene. Non è detto che un'alimentazione
sana debba essere per forza molto costosa. Abbiamo fatto anche degli studi nel nostro servizio, dove vi sono molte dietiste, che riguardano i costi dei prodotti e la spesa media settimanale che può sostenere, che deve sostenere una persona per potersi alimentare correttamente. Se poi parliamo di persone, di soggetti indigenti, chiaramente il problema può essere supportato da associazioni che permettono alle persone di andare a prendere i cibi, come per esempio i cibi proposti proprio dal suo banco alimentare, dal banco alimentare di cui lei ha parlato, e scegliere tra questi dei cibi sani. Teniamo presente che l'alimentazione sana prevede proprio, si descrive spesso e volentieri in una piramide alimentare, alla base della quale ci sono gli alimenti di origine vegetale e i cereali. Allora, se io nei banchi alimentari devono essere scelti alimenti a base di cereali, ad esempio. So che i banchi alimentari hanno difficoltà ad avere verdure fresche, ma magari si riesce a trovare, c'è la possibilità di avere verdure surgelate a lunga conservazione, ecco. E quindi l'assunzione di frutta e verdura sono ricca poi in associazione al consumo di cereali, sono alla base di un'alimentazione sana. Molto chiara, dottoressa. Allora, prima di passare la parola al nostro dottor Zeno Giuseppe Vignola, sentiamo Mirko da Padova. Ciao Mirko. Signora Mirella, buongiorno. Buongiorno. Complimenti sempre alla sua trasmissione e ai suoi illustri ospiti. Prima ho visto, la seguivo prima un attimino, ho visto l'assessore di Padova, ma quello non è un assessore, è un marziano, cioè uno che ha tante funzioni così, penso che neanche Biden, Putin messi insieme non hanno tutte quelle funzioni. Cioè, poi non vorrei che succedesse come ti stanno raccontando, che Zelensky non sapeva neanche cosa facevano i suoi subalterni, siccome ne hanno talmente tanti, questi si andrà a rompergli un tubo del gas che parte dalla Russia e va in Italia, non so dove, in Germania, e se andrà un suo subalterno e se andrà a rompere, non aveva neanche detto, cioè, perché dopo si appoggiai a questa, a quei, io non mi sa neanche cosa chi fa, gli assento mie funzioni non ne fa neanche una, perché glielo dico sinceramente, tu se vai a parlare con un assessore a Padova non lo trovi mai, devi sempre impegnare con le televisioni, con i giornali, con questi, cioè, io non metto in dubbio che sia bravi, volonterosi, ma se avesse qualche funzione in meno e gli stringesse un fiacchetto, il poco che stringesse facesse, sarebbe una bella roba, insomma, ecco. E dopo l'ultima cosa, e non voglio più disturbare, non capisco come chi faccia ogni anno avere il vaccino giusto per ogni influenza. Ogni influenza che viene fuori ogni anno io rigasare il vaccino pronto. Cioè mi metto domando, ma non che vuoi una sperimentazione? Non che vuoi qualcosa? O guarda su come macchine elettriche, chi ha buttato nel mercato le macchine elettriche, ciappa a fuoco neanche i componenti per spegnere il fuoco. Guarda, domani mattina viene fuori il prossimo anno, viene fuori l'influenza che si sa il vaccino pronto. Cioè, dov'è la sperimentazione di questo vaccino? Questo che adesso noi andiamo a fare, l'hanno sperimentato in 2 mesi, in 60 giorni? Cioè, è questa la domanda che mi faccio. Cioè, come fai a sapere che viene fuori l'influenza e quell'influenza ci vuole questo vaccino? Adesso mi perdoni della mia preoccupazione. Facciamo sto vaccino perché evita l'influenza per gli anziani, ma il dubbio che a me sorge è come fai a sapere che quel vaccino va bene con l'influenza? Il vaccino, c'è l'influenza ancora adesso, e loro hanno già pronto il vaccino, che non è uguale a quello dell'anno scorso, un altro vaccino. Ma la sperimentazione dove sta?
mi perdoni del disturbo e la saluto e sempre complimenti. Grazie Mirko, hanno risposto i medici, anche prima se hai ascoltato medici, quelli esperti, e hanno detto quello che andava detto, appunto se questo vaccino è stato messo in pratica e viene iniettato, cioè a tutti gli effetti è garantito. Dopo sai, ognuno fa le proprie riflessioni come le fai tu e ognuno può decidere di fare, ma penso che se ascolti i medici che hanno parlato, i ricercatori, gli scienziati, dopo ognuno si fa le proprie riflessioni. Quello che è certo è che i vaccini sono stati sperimentati e da là non si scappa. Se puoi saperne di più io invito continuamente, tu guarda le trasmissioni e ne parleremo. Allora, dottor Vignola, l'importanza dell'alimentazione, ecco, un'alimentazione sana, non è detto che costi, ma bisogna avere anche una cultura nel mangiare bene. Noi abbiamo un problema di obesità anche nei bambini che preoccupa molto anche i pediatri. Cosa ci dice, come commenta quello che ha detto la dottoressa Tessari? Prego, dottor Vignola. Allora, io quando parlo di alimentazione punto sempre sull'importanza dell'idratazione anche, nel senso che quello che ho visto clinicamente è che in un organismo disidratato, anche la migliore alimentazione tenderà a non avere gli effetti benefici che si spera. Inoltre, un altro tasto su cui premo spesso è l'importanza dei cibi freschi, cioè diminuire, ridurre o addirittura eliminare dalla propria alimentazione i cibi cosiddetti ultraprocessati. I cibi freschi, tra l'altro, a parità hanno anche un costo minore. Comprare gli ingredienti e cucinare per sé ha un costo minore rispetto a comprare cibi pronti o già processati. Sempre parlando della riduzione dei costi di una buona alimentazione, si può dire che mangiare a casa ha certamente un costo minore a parità di cibo rispetto che mangiare al ristorante. Poi, ad esempio, si può parlare dei vari, una conoscenza, una cultura, ad esempio dei tagli di carne. Ci sono tagli di carne che a parità di gusto e a parità di contenuto hanno un costo inferiore rispetto ad altri, e su questo ci si può ad esempio far consigliare anche dal macellaio. Quindi sì, diciamo, ci sono tante accortezze di cui ci si può avvalere se si vuole mangiare sano senza, insomma, rompere il portafoglio. E bisogna anche considerare cosa fare e cosa non fare, no? Una buona comprensione di cosa fare e di cosa non fare per una buona alimentazione è già l'80%, secondo me, per un successo di un'alimentazione. Io stesso ho lavorato come medico di medicina generale, come giustamente è stato detto nella mia introduzione. Al momento lavoro in pronto soccorso più che altro, però tuttora seguo dal punto di vista nutrizionale della gestione dello stile di vita alcuni pazienti al di fuori dell'ospedale, e devo dire che ho avuto e ho degli ottimi risultati cercando di adottare una nutrizione personalizzata. E quindi partendo sì dalle linee guida, però cercando di vedere poi passo per passo quali possono essere gli alimenti da cui ogni paziente trae maggior vantaggio e quali invece sono gli alimenti da cui quel paziente non trae vantaggio, ecco. Allora, vorrei sentire anche la dottoressa Tessari, poi se vuole aggiungere qualcosa come medico a quello che ha detto il nostro Mirko, ma soprattutto io ho diverse persone che dicono che nelle mense i bambini mangiano poco, non è un mangiare adatto a loro, invece le mense sono molto seguite e forse qualche genitore dovrebbe capire che è per un bene del bambino che quella mensa ha deciso di dare quel tipo di prodotto. Cosa dice dottoressa Tessari? La ringrazio per questa domanda, perché spesso le famiglie non sanno cosa c'è al di sotto del piatto che viene dato ai bambini all'ora di pranzo all'interno delle scuole. A livello nazionale sono state prodotte delle linee guida per la ristorazione scolastica, sono state prodotte anche qui da noi nella nostra regione, nella regione del Veneto, e a livello locale ogni servizio come quello che dirigo io, quindi di igiene, alimenti e nutrizione, valuta tutti i menù che vengono somministrati ai bambini che mangiano all'interno della scuola. Allora cosa succede? Succede che questi menù sono studiati dal punto di vista dell'apporto energetico e anche
dal punto di vista dell'apporto ai nutrienti. Quindi se un bambino mangia tutto quello che viene proposto all'interno della scuola, quel bambino avrà fatto un pasto completo e perfetto nella sua giornata alimentare. Certo che spesso i genitori non sono consapevoli della quantità di lavoro, della quantità di studio che ruotano attorno a questi menù scolastici e si lamentano o perché il cibo che viene somministrato non lo ritengono gustoso o perché il cibo che viene somministrato non corrisponde a quello che loro mangiano tutti i giorni. Spesso si lamentano dell'assunzione di legumi che sono la base di una sana alimentazione, di un'alimentazione corretta, moderna. Si lamentano perché ai bambini viene somministrato il pesce. Anche il pesce è un ottimo alimento sano che apporta acidi grassi essenziali al nostro organismo e deve essere inserito nelle diete. È chiaro che se a casa a questi bambini non vengono date ricette a base di legumi o ricette a base di pesce, cosa succede? Che quando questi bambini vanno a scuola tornano a casa lamentandosi. Allora le mamme spesso danno delle merende che sono inadeguate perché magari eccessive, perché hanno paura che il loro bambino all'ora di pranzo non mangi, per cui cosa succede? Che il bambino, oltre a trovarsi magari un piatto di legumi che non è sua abitudine mangiare, ha la pancia piena perché alle 10 di mattina ha mangiato in eccesso ed ecco che si instaura il circolo vizioso per cui a scuola il bambino dice non ho mangiato, non mi è piaciuto. In pratica bisognerebbe cercare di fidarsi un po' di più degli alimenti che vengono somministrati a scuola, che sono sempre studiati da tutti i punti di vista. Grazie, molto chiara dottoressa. Sentiamo anche cosa ne pensa il dottor Vignola. Oltre a questo è il movimento, anche qua poco movimento, poco sport, si dovrebbe partire dall'asilo, invece anche qua la scuola non è che si sia investito molto su questo. Certo. Prego dottore. Volevo prima commentare in senso affermativo ciò che è stato appena detto dalla mia collega. Una buona alimentazione è spesso un'alimentazione semplice, non servono 3-4 spuntini nell'arco della giornata per arrivare a fine giornata e avere una giornata di buona alimentazione. Io con i miei pazienti utilizzo la regola dei 3 pasti al giorno. Bisogna mangiare la colazione, il pranzo e la cena. Se viene fame prima del pasto precedente, cioè prima del pasto successivo, vuol dire che è stato sbagliato qualcosa nel pasto precedente, no? Un pasto deve dare l'autonomia per arrivare al pasto successivo, non va bene che venga fame a orari strani, altrimenti c'è qualcosa da sistemare. Quindi sì, è vero, sono d'accordo su questo aspetto della gestione alimentare. È importante, è giusto che si sia parlato delle mense scolastiche, perché le buone abitudini, specialmente dal punto di vista alimentare, si fanno da bambini. Si fanno da bambini e sono abitudini che ci si porta dietro tutta la vita. E dare ai propri bambini o comunque dare all'infanzia delle buone abitudini alimentari è uno dei migliori investimenti che si possa fare per il futuro non solo delle persone ma della popolazione stessa. Sono persone che hanno buone abitudini alimentari già da bambini, sono persone che si ammaleranno meno in futuro perché saranno più in salute e quindi saranno meno fragili. Nell'ambito delle abitudini alimentari io ci metto anche le abitudini sportive, di attività fisica, perché alla fine vanno ad agire sullo stesso sistema, il sistema corpo umano. L'alimentazione e l'attività fisica sono 2 modi per alterare, per modificare, si spera migliorare la biochimica del corpo umano, no? L'attività fisica, anche questa, secondo me è un tasto carente della gioventù odierna, nel senso che troppo spesso, attratti dalla tecnologia, ne siamo tutti un po' colpevoli, però nel senso, io sono cresciuto in un'epoca in cui mi ricordo che era normale, che più o meno tutti facevamo sport. Io adesso quando indago sui persone che hanno 10-15 anni meno di me in pronto soccorso,
mi trovo spesso la risposta che non fanno sport. Ed è triste, perché se una persona non fa sport quando ha 13 anni, è difficile che troverà poi il tempo, le energie di crearsi nuove abitudini dal punto di vista dell'attività fisica quando ne avrà 30. Quindi anche questo è un ottimo modo per investire nella gioventù e quindi nel domani, dare buone abitudini dal punto di vista dell'attività fisica. Può essere multiforme l'attività fisica. Non mi sento di dire che in età giovanile ci sia un'attività fisica che sia assolutamente migliore o peggiore rispetto alle altre. Certo è che ci saranno poi delle persone, dei giovani che saranno più portati per alcuni sport e quindi magari sceglieranno proprio la carriera professionale per quello sport lì, altre persone che lo terranno come un divertissement, come un'attività collaterale alle proprie attività magari di studio, e anzi fare dello sport può essere anche di aiuto alle attività di studio. Ma anche sport viene inteso anche il gioco, anche giocare diventa sport, diventa movimento, attività motoria, Lo sport anche inizia, questo si fa poco. Lo sport inizia come gioco, e questo è il fatto. Lo sport imposto pesa e non lo si fa. Lo sport somministrato come gioco diventa una cosa che il bambino, il ragazzo stesso poi va a cercare, perché anche questo qua alla fine cos'è? È un gioco. Quindi bisogna insegnare attività che vadano in competizione con i giochi facili che si trovano qua dentro, no? con l'intrattenimento facile che si trova qua dentro. E, quindi sì, ognuno poi si sceglierà, penso, lo sport che gradisce maggiormente. I genitori penso che possano suggerire sport, suggerire attività di vario tipo, ma poi penso che sia necessario ascoltare quello che ha il giovane da dire, no? su quale sport preferisce fare. È quello che vuole fare durante sì, perché sarà più facile che lo faccia. No? Esatto. Abbiamo Maria da Bovolenta. Ciao Maria. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. E allora Mirella, stavo ascoltando attentamente la situazione di questi bambini, di questi ragazzini, l'alimentazione e tutto. Io l'ho detto ancora che hai chiamato una nutronista, una volta una dottoressa, che ho detto le schifezze che vendevano sui casolini, io non li vedavo, era rarissimo, altro che se non avevo tempo, se no io mi facevo sempre la torta di mele che loro li piacevano, fatta in casa, quindi alla mattina io li facevo, variavo un po' le cose, un toast col prosciutto cotto e una sottiletta dentro. Allora, poi gli davo una bottiglietta, sai, quelle di vetro piccole alla pera, alla pesca, e che dopo loro si arrangiavano quando facevano ricreazione. Come venivano a casa facevo una bella pasta asciutta fatta con ragù oppure col pomodoro semplice, questo è stato. E dopo poi sì che io lavavo i piatti, loro facevano le lezioni e dopo andavano a giocare a pallone con gli amici, andavano in centro, allora stavo ad Are, sai Mirella, ecco, e allora andavano con gli amici nel campo sportivo, giocavano a pallone e volevo mettersi la roba un po' più vecchia perché ella dice mamma dopo sei pronto lì che la sporco, non preoccupatevi che c'è la lavatrice che lava. Bene, io non ho mai fatto queste cose qui, queste cavolate qui con i ragazzi, occhio qua, occhio là, no, basta che non si facessero del male, quello solo, ma resto io ho dato sempre roba genuina, tutto quanto e basta Mirella, io li ho cresciuti bene, non sono obesi né niente, mangiavano. Ciao Mirella e buona giornata a tutti e due. Grazie cara Maria, ciao, a tutte cara. le mamme e le nonne che vorrebbero i nostri bambini mangiare sano, movimento, non preoccupatevi anche se vi sporcate, questi sono i messaggi positivi che dobbiamo dare, lava la lavatrice. Allora Io volevo andiamo... aggiungere un Prego. elemento all'associazione che avevo fatto prima tra alimentazione corretta e attività fisica, perché se una persona si alimenterà meglio, sarà più in salute, avrà più energie e gli verrà naturale muoversi. Una persona mangia peggio, si sente più stanca, non riesce a estrarre energia dal cibo, diventa pigra e quindi verrà naturale non muoversi. E farà vita sedentaria. Quindi per questo motivo è importante spingere parallelamente sia nell'educazione dei bambini, ma anche per me nell'educazione dei miei pazienti, a cui cerco di migliorare lo stile di vita per migliorare la salute, spingere parallelamente sia una migliore alimentazione e sia un qualche tipo di attività fisica. Poi ripeto,
ognuno farà step by step, passo passo, il tipo di attività fisica che gli viene consentito dai propri livelli di energia. Molto importante, però bisogna fare il percorso tutti e due parallelo. Bisogna che portare è molto... avanti assieme le due. Mangiare bene e muoversi il più possibile. Anche perché una persona si allena e dice caspita, mangio bene così non vado a vanificare l'effetto dell'allenamento. No? Questo è il messaggio che bisogna dare a chi vuole intraprendere un migliore stile di vita. E i risultati ci sono. Io mi sento di dire che tutti i pazienti che seguo e che ho seguito dal punto di vista nutrizionale e di miglioramento dello stile di vita ne hanno tratto dei grandi benefici. Andiamo a vedere anche i video che ha mandato la dottoressa Tessari, alimentazione sana e sostenibile. Prima parte, andiamo a sentire e vedere, poi commentiamo con la dottoressa Tessari. Oggi sono qui con voi per parlarvi di alimentazione sana e sostenibile, le scelte per vivere bene e ridurre lo spreco alimentare. Vivere sani più a lungo. In Italia mediamente si vive dagli 82 ai 85 anni e i segreti della longevità sono la famiglia, la convivialità, l'ottimismo, sentirsi utili socialmente, scarso o nullo fumo di sigaretta, attività fisica moderata e costante e un'alimentazione prevalentemente vegetale con alimenti freschi, locali e di stagione. La dieta mediterranea di oggi è uno stile di vita con 4 benefici. È stata istituita come patrimonio immateriale dell'umanità e infatti è molto di più di un modello nutrizionale, perché è anche espressione di un intero sistema culturale improntato alla salubrità, alla qualità degli alimenti, alla loro tipicità territoriale, ma anche alla convivialità e all'amore per il cibo. I 4 benefici sono: è amica dell'ambiente e del pianeta, si adatta al contesto socioculturale, incentiva i produttori locali, previene le spese sanitarie necessarie per la cura delle malattie croniche non trasmissibili. Alla base della dieta mediterranea, dicevamo, ci sono gli stili di vita: regolare attività fisica, riposo regolare, convivialità, mangiare insieme con gli amici e con la famiglia e scelta degli alimenti di stagione e della biodiversità. Alla base vediamo qui ci sono tutti gli alimenti, iniziando dal basso vediamo l'acqua, l'alimento principale per vivere, ed è consigliata l'acqua del rubinetto. Le bevande a base di tè, di tisane, caffè e subito dopo vediamo come organizzare la nostra giornata alimentare seguendo questo schema della piramide. Quindi alla base scegliamo i vegetali, che sono la frutta, 3 porzioni al giorno, gli ortaggi e la verdura, che sono da 2 e più porzioni al giorno consigliate. E poi dobbiamo variare con i colori, ci sono i 5 colori quindi della frutta e della verdura, e cerchiamo sempre di variare e vicino alla verdura associamo i cereali, preferibilmente integrali, che sono la nostra fonte di carboidrati, quindi di energia, e dobbiamo scegliere tra la pasta, il pane, il riso, l'orzo, l'avena, la segala, associati preferibilmente ai condimenti di origine vegetale, quindi al sugo di pomodoro o altre salse vegetali, e ai legumi, che sono una buona fonte proteica di origine vegetale. Vediamo poi ogni giorno dovremmo inserire nella nostra alimentazione le piante aromatiche per insaporire il nostro cibo senza utilizzare troppo sale, e quel poco di sale che utilizziamo deve essere sale iodato per prevenire appunto il gozzo, che è una malattia endemica in Italia, quindi mi raccomando utilizzare sempre sale iodato e aromi freschi e spezie per insaporire il cibo. Quindi dicevamo, giornalmente dobbiamo introdurre i prodotti lattiero-caseari, quindi il latte alla mattina o lo yogurt, formaggi freschi.
Poi abbiamo una ampia scelta anche di prodotti proteici e questi dobbiamo sceglierli con una frequenza settimanale varia, e quindi per esempio 2 volte la carne bianca a settimana, 2 volte il pesce, da 2 a 4 porzioni di uova alla settimana, e legumi che, come abbiamo detto, sono proteine di origine vegetale. E per finire la scelta degli alimenti derivati dalla carne rossa o carne rossa e fresca deve essere solo di una volta ogni 15 giorni, insomma meno di una volta alla settimana, così come gli alimenti fortemente processati, quindi dolci dell'industria alimentare. Fare una scelta di questo tipo solo leggendo l'etichetta e scegliendo quelli che non contengono grassi di origine vegetale saturi, tipo olio di palma, eccetera. Molto chiara, più chiara di così penso non si possa. Allora, come commentiamo, dottoressa Tessari, queste linee guida che sono fondamentali? Però io vedo, si parlava anche col dottor Vignola, molti ragazzi o molti bambini, verdura e frutta è una tragedia, però quando vai alla fonte vedi che è la mamma o il papà che proprio a casa loro non fanno uso di questi prodotti, oppure certi bambini che in mensa mangiano tutto quello che gli viene proposto, invece a casa non se ne parla, perché forse anche la socializzazione, tante cose aiutano, i colori ad esempio sul piatto. Prego dottoressa. Abbiamo visto come alla base dell'alimentazione sana ci sia la frutta e la verdura, perché apportano fibra al nostro organismo. È chiaro che a casa i genitori lavorano e la sera cercano di dare ai loro familiari, le mamme lavoratrici magari, avendo poco tempo, cose già pronte e magari non hanno proprio il tempo da dedicare alla preparazione dei cibi. E questo è un grave errore che si fa, perché i bambini, come diceva anche il mio collega, vedo che siamo proprio sulla stessa linea, diciamo, è fondamentale per i bambini fin dai primi mesi di vita, con lo svezzamento, iniziare ad assaggiare un po' tutti gli alimenti che compongono una sana alimentazione di tipo mediterraneo, soprattutto gli alimenti di origine vegetale, lasciando perdere, come diceva il mio collega, le carni rosse processate, facendo contemporaneamente attività motoria. Cioè questo è un messaggio, l'alimentazione sana e l'attività motoria è un messaggio sociale che deve passare alla popolazione, quindi controllare il peso mantenendo un'alimentazione sana ed eventuale recupero in età adulta di attività fisica e nei primi anni di vita un'attività fisica costante. Molto chiaro dottoressa, devo passare anche al dottor Vignola perché il tempo è tiranno, purtroppo è volata. Sì, lasci che le dica che questo serve per prevenire tutte le malattie croniche non trasmissibili, come le malattie cardiovascolari, che sono anche la prima causa di morte nel nostro mondo, e anche le neoplasie. Pensi solo che i tumori del colon retto sono facilmente prevenibili solo con una sana alimentazione. Molto chiara. Allora, dottor Vignola, cosa aggiunge a quello che ha detto chiaramente la dottoressa Tessari? Anche conoscere veramente, avere anche una forma culturale nella crescita proprio anche del cibo. Prego. Una cosa che mi è piaciuto molto è che ha specificato carni rosse processate, perché penso che possa commentare anche la mia collega, c'è una differenza tra carni rosse processate e invece carni rosse fresche, laddove invece probabilmente le linee guida attuali sono forse un po' troppo severe verso le carni rosse fresche. Cosa ne pensa la mia collega? Ecco, cosa ne pensa? Sì, io penso che per carni rosse processate, che sono proprio quelle che sono inserite nella classificazione dello IARC nella lettera 1A, quindi sono
veramente cancerogene, è provato scientificamente dalla letteratura scientifica che sono cancerogene, e sono i wuster, gli affettati, i salami, i salumi, le salsicce, la pancetta, mentre la carne rossa non processata nella sana alimentazione degli onnivori è prevista con un consumo di una porzione alla settimana, perché rientra nella classificazione dello IARC nel gruppo 1B. Per fortuna che vi invito, perché sennò i messaggi delle volte che passano è non mangiare carne rossa. Invece sta spiegando, dottor Vignola? Anzi, io mi sento di dire che le linee guida attuali siano un po' troppo restrittive nei confronti della carne rossa fresca, no? Anzi, vedo che con la tendenza attuale di avere un'alimentazione, mi sento di dire, abbastanza carente di proteine, specialmente gli anziani poi andando avanti tendono a mangiare minestrine, insomma cose non tanto energetiche, soprattutto non tanto, che non hanno un elevato valore biologico, no? La carne rossa ha un alto valore biologico. Io mi sento di dire, ma questa qui è un'opinione personale, che probabilmente mangiare carne rossa un po' più di una volta a settimana, carne rossa fresca un po' più di una volta a settimana. Cotto o sangue? Quello va da preferenza personale. Non c'è problema. Però mi sento di dire che non è un rischio grande per la maggior parte delle persone, ecco. Invece gli alimenti che vanno ridotti o annullati, come insomma mi pare che ci sia concordanza con la collega, sono i cibi ultraprocessati, i cibi dolci, i cibi contenenti conservanti, i cibi conservati, no? E in questo sta anche l'importanza che anche i genitori capiscano quanto è veramente fondamentale investire tempo innanzitutto nella preparazione dei cibi per i propri figli. Ma non solo questo, dottor Vignola, devo correre, ma devo chiedere la domanda a lei e anche alla dottoressa Tessari, soprattutto il bere, questi ragazzini che iniziano a bere a 10-11 anni, questi spritz, queste bevande anche alcoliche, questi drink, perché c'è un passaggio di movida che dobbiamo anche tenere in considerazione, il fumo ad esempio. Caspita. Prego, dottor Vignola. Io sono astemio. Probabilmente la mia è una posizione abbastanza in controtendenza, specialmente con la realtà geografica in cui ci troviamo. Non demonizzo l'alcol, specialmente se assunto con frequenza rara. Certo è che togliere l'alcol dalla propria alimentazione penso che dia più vantaggi che svantaggi. Che svantaggi? E con questo penso di aver detto tutto quello che ho da dire sull'alcol. Allora, pochi secondi, dottoressa, come ci saluta velocissima perché sono in chiusura. Mi trovo perfettamente d'accordo con il collega sul discorso dell'alcol, sul discorso della carne rossa. Può essere che le stesse proteine vengano introdotte anche con la carne bianca per una questione di sostenibilità a livello ambientale, e quindi se vogliamo avere un'alimentazione mediterranea e sostenibile dobbiamo un po' attenerci a quella che è la piramide alimentare e seguirla pedissequamente, perché assieme ad una piramide alimentare vi è una piramide ambientale che serve per tutelare il nostro mondo, il nostro territorio, oltre che la nostra salute. Grazie, grazie alla dottoressa Stefania Tessari, direttore medico Servizio Igiene Alimenti Nutrizione LUS Euganea 6. Grazie al dottor Giuseppe Vignola, medico di medicina generale e non solo, anche nutrizionista. Avete sentito Instagram? Instagram zeno.md. Lì trovate tutti i miei consigli su sano stile di vita e sana alimentazione e come cercare di essere più in salute possibile. Grazie, grazie ai miei ospiti. Adesso facciamo la posta di Mirella.